Buongiorno a tutti, ben ritrovati con Sveglia Trieste, lunedì 29 di giugno in vostra compagnia fino alle 10:15 assieme a due ospiti. Il primo sarà il consigliere di Muggia del Partito Democratico Francesco Bussani, con noi dalle 8 alle 9. Sempre a Muggia, perché la seconda ospite sarà dalle 9 alle 10:15 l'assessore comunale a Muggia con la delega allo sport Alessandro Orlando, con noi come detto nella seconda parte dedicata agli ospiti. Questa prima ora invece la dedicheremo alla lettura dei quotidiani, principalmente al quotidiano locale Il Piccolo, dopo aver però anche sfogliato alcune delle prime pagine nazionali dei vari giornali, La Repubblica, Il Giornale, Il Sole 24 Ore e altri che vedremo tra poco. Vi anticipo subito la pagina meteo, leggendola dal sito dell'ARPA. L'anticiclone subtropicale che da una settimana staziona su gran parte dell'Europa, da lunedì si ritirerà gradualmente verso est. Sulla regione riusciranno a raggiungere correnti occidentali che determineranno un aumento dell'instabilità e poi da giovedì anche un calo termico. Per quanto riguarda oggi, lunedì 29 giugno, al mattino cielo sereno, dal pomeriggio poco nuvoloso con maggior nuvolosità e variabilità sui monti, dove saranno possibili rovesci o temporali sparsi. Non si esclude la possibilità di qualche isolato temporale anche su pianura e costa. Sarà una giornata molto calda. Di giorno le temperature saranno eccezionalmente alte in pianura, con valori massimi attorno ai record storici del periodo. Nelle ore notturne il disagio da caldo sarà maggiore lungo la costa, dove le temperature non scenderanno mai sotto i 25 gradi centigradi. Venti di brezza per quanto riguarda la giornata di oggi. Le temperature minime tra i 26 e i 28 gradi, le massime fra i 32 e i 35 gradi centigradi, parliamo della zona costiera, con i valori appena descritti. Per domani, martedì 30 giugno, cielo in genere poco nuvoloso, pomeriggio con possibilità di qualche rovescio temporale sparso sui monti, minor probabilità lungo il confine orientale con la Slovenia. Sarà una giornata anche quella di domani molto calda, con di giorno temperature eccezionalmente alte in pianura, con valori massimi anche per domani attorno a record storici del periodo. Nelle ore notturne il disagio da caldo sarà maggiore lungo la costa, dove le temperature non scenderanno anche per domani mai sotto i 25 gradi centigradi e quindi altra giornata calda. Per quanto riguarda lo sguardo settimanale, già mercoledì cominceranno a esserci delle variazioni sul clima. Nella prima parte della giornata tempo stabile con cielo sereno poco nuvoloso, dal pomeriggio peggioramento con rovesci temporali sparsi che potranno essere anche forti. Continuerà a fare molto caldo anche a Foso, specie di giorno in pianura, di notte sulla costa. In giornata venti di brezza, in serata vento moderato da nord in pianura e bora sulla costa. Poi giovedì di nuovo altra giornata soleggiata, dove si escludono in questo caso precipitazioni che invece possono verificarsi in questi primi 3 giorni della settimana, principalmente mercoledì e con maggior probabilità sulla zona montana e dunque verso nord, nel nord del Friuli Venezia Giulia. Andiamo a leggere la prima pagina del Piccolo. Oggi, come detto, lunedì 29 giugno, che ancora non vado a leggere il Piccolo degli altri giorni. Il parco di Villa Necker sarà aperto al pubblico, sarà aperto e pubblico, così titola oggi il quotidiano. In arrivo un emendamento in giunta regionale, atteso il via libera all'accordo con l'esercito. I 3 ettari di verde in capo alla difesa oggi sono infatti in stato di abbandono. Qui vediamo il caldo, la canicola in città, caccia all'ombra nelle vie alberate e nei giardini. La morsa del caldo, un po' di sollievo nella foto per chi si rinfresca la fontanella. Trieste cerca refrigerio nei viali alberati e nelle aree verdi, le persone e cittadini proprio per questo grande caldo. Andiamo alla politica. Salvini: per altri 3 anni sarò segretario della Lega. Zaia e Federica: li aspetto al mio fianco, non dietro. Il cosiddetto scontro nel partito, così si titola nella parte alta della prima pagina del quotidiano. Carroccio smarrito nella morsa delle due destre, scrive Francesco Iori a pagina 2. I venti di bufera che soffiano su Salvini non rischiano di destabilizzare solo il capitano ma l'intero esercito. Prossime elezioni, l'impronta del governatore, invece la firma di Roberto Morelli, senza più Fedriga ma con l'influenza di Fedriga. Molte saranno le conseguenze in Friuli Venezia Giulia
e a Trieste lo vedremo fra poco sfogliando il quotidiano. L'analisi, l'Islanda, il voto sull'abbraccio all'Unione Europea per evitare Trump e Putin, riporta Marco Zatterin, pagina 5. Nord-Est economia, data center, il Nord-Est arranca, nessun progetto di grande portata, poi collegamenti aerei, Trieste Airport in bilico, il volo invernale per Francoforte, che ricordiamo Francoforte essere uno dei cosiddetti snodi aeroportuali principali europei, dove poi partono i voli internazionali che sono diretti tanto verso le Americhe quanto verso l'Australia, il Giappone. Con Parigi Francoforte è uno dei, come detto, snodi principali europei per i voli internazionali, uno degli aeroporti più trafficati proprio di tutta Europa. Altre notizie, la psichiatria, UNESCO Basaglia, il caso innesca il duello politico, lo leggeremo a pagina 12, l'intervista poi a Cosolini, candidato sindaco, il centro-sinistra decida per primo, dice l'ex sindaco Roberto Cosolini, consigliere regionale del Partito Democratico. Reclutamento, operai specializzati da formare, patto, regione Fincantieri, lo vedremo a pagina 11, concerto di Udine, musica e emozione allo stadio, fan in estasi per Vasco. Lo sport col basket, Mattiasic, se vado a Roma è grazie a Trieste, oggi il consiglio di amministrazione entra il commercialista Salvador. Lo scritto e le novità riportate a pagina 28 riguardo alla pallacanestro Trieste, con ormai, come è stato già detto nei giorni scorsi, questo passaggio di quote da Mattiasic al nuovo proprietario, ma anche le sue intenzioni, quelle ormai dell'ex presidente, sul proseguio del progetto della NBA Europe, che ha un punto principale, quello delle squadre di vertice della A1, e che vedono in Roma una piazza dove investire evidentemente da parte di questi presidenti a stelle e strisce, perché non è l'unico Mattiasic che si sta interessando su questa partita. Andiamo adesso, prima di addentrarci all'interno del piccolo, andremo a vedere le notizie delle prime pagine dei quotidiani nazionali. Cominciamo con il Corriere della Sera, che titola sul caldo 1300 morti in Europa. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice l'area dove la temperatura sale più rapidamente, i 40 gradi di Berlino ne sono infatti un segnale d'allarme. I dati sulle vittime registrati dal 21 giugno, ieri il giorno più rovente, ora l'emergenza si sposta ad est. Europa, epicentro del caldo, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità è l'area dove la temperatura sale più velocemente, le vittime sono già 1300. La bimba estratta viva, il Venezuela che resiste, il terremoto, salvati anche 2 ragazzini di 11 anni, questa è la foto iconica, il momento del recupero della neonata che era rimasta imprigionata sotto le macerie. I fischi a Rodriguez e la sfida di Machado, rientro dall'esilio, il presidente e l'oppositrice, continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime per il devastante terremoto in Venezuela. Sono già quasi 1500 i morti, mentre i dispersi sono oltre 50.000, ma ci sono anche segnali di speranza. Una neonata estratta viva dalle macerie, contestata alla presidente Rodriguez, la rivale Machado, torno dall'esilio. Così nella prima parte, nella prima pagina del Corriere della Sera. Nel taglio alto lo sport, tanto il calcio, con Neymar il destino da grande incompiuto, quanto Wimbledon, la regina è tornata, Serena 10 anni dopo, la Williams a Wimbledon nel campo londinese in erba. Le richieste di un'Italia insicura, scrive Maurizio Ferrera nel fondo di oggi del Corriere, sento il bisogno di tornarci, Anna Maria e la Villa Cogne, con l'intervista e l'approfondimento di Marco Imarisio. Salvini, voglio il Viminale, il nuovo duello con Vannacci, la politica e il generale disponibile alla coalizione col centrodestra. Nord e Sud, la Lega è una, l'intervista a Valditara proprio riguardo al Carroccio, e poi lavoratrici italiane pagate il 17% in meno degli uomini, l'approfondimento di Milena Gabanelli e Rita Querzè a pagina 17. Andiamo alla Repubblica, Hormuz, alta tensione, raid e nuove minacce, i Pasdaran colpiscono con i droni le basi americane nei paesi del Golfo, Trump dice possiamo finire il lavoro con le armi, Israele si ritiri dal Libano. La NATO e gli Stati Uniti, il vertice di Ankara è già un bivio,
scrive nell'analisi vengono riportati i pensieri di Paolo Gentiloni. Salvini-Vannacci, scontro a destra, con il segretario alla festa leghista, io leader per altri 3 anni, il generale apre l'alleanza elettorale. Temperatura record in Europa, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, 1300 morti per il caldo, scusate il ritardo, siamo fritti nella vignetta di Maran. Le ricerche del marito di Roccella, scoppia il caso dei commenti social, i soccorritori sul lago di Vico, nel Viterbese, durante le ricerche del corpo di Luigi Cavallari. A pagina poi, le pagine interne 18 e 19 il dettaglio. In Venezuela i figli desaparecidos del terremoto e il reportage a pagina 12 della Repubblica. La Stampa con il Golfo, Trump minaccia l'escalation, colpite le basi USA in Bahrain e Kuwait, Teheran, Hormuz sotto il nostro controllo per i prossimi 30 giorni. L'Iran bombarda, il tycoon dice vi faccio sparire, poi uno spiraglio per vedersi domani a Doha, non regge la tregua in Libano, ma in questo effettivamente anche gli analisti dicevano c'erano molte perplessità. La mia Lucia uccisa 2 volte, archiviate le indagini sulla donna di 36 anni caduta dalla finestra nel 2020, la madre accusa, qui Lucia Raso, commessa di 36 anni, morta nel 2020 in Germania, precipitando dalla finestra. Il caso continua a far parlare di sé. Perché Beirut rischia una guerra civile? Il commento a pagina 3, il terzo tempio che divide Israele e l'analisi invece riguardo al paese. Ancora sui titoli di politica, Salvini chiude la porta a Vannacci, sondaggi, con lui la destra perde. Il vero volto della remigrazione a pagina 27. Lo sport, quell'emozione di un gol che batte una super volée, oggi il via Wimbledon. E ancora sulla Stampa la storia, quei libri come la vita scelti per evitare sorprese, così alle pagine 20 e 21. Il Giornale che titola i RAS degli appalti e le risate al telefono sull'emergenza Covid con l'inchiesta, le intercettazioni shock e le trame degli avvocati con gli imprenditori sotto indagine. Chi faceva affari con il Covid tramite lo studio Alfa vicino a Conte rideva della pandemia e puntava al PNRR. L'altro titolo, basta Pride, anti-ebrei e filo Islam, parla l'ex presidente nazionale arcigay Mancuso che attacca, non mi riconosco più nel movimento. In piazza il cattivo maestro con i propal violenti graziato dai giudici, le censure rosse, il film proibito sull'immigrazione spaventa i buonisti. Salvini, vinciamo e torno al Viminale, Vannacci non mi frega 2 volte, il generale sì alla coalizione, politica interna nell'area di centrodestra, vergogna haters contro la Roccella, la premier, ignobili e disumani, il caso del marito scomparso nel lago. Sono proseguite senza esito per l'intera giornata di ieri le ricerche di Luigi Cavallari, 84enne marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. L'attesa è stata resa ancora più angosciosa dall'odio che alcuni profili social hanno riversato contro la famiglia. La messa in lingua latina non è attentato alla Chiesa, il cardinale François Xavier Bustillo, così nella pagina 17 del Giornale. Il Sole 24 Ore invece apre sul lavoro, caccia mondiale agli esperti dell'intelligenza artificiale, boom di offerte, nel 2025 annunci in crescita del 69% rispetto al 2024, in Italia richieste per settori di tech, media e TLC, oltre che per professioni e manifattura. Per creare valore, riorganizzare i processi e l'analisi che ruota attorno ai nuovi mestieri. Colf e badanti, 173.000 regolari in meno, la fotografia dell'INPS dal 2021 al 2025, gli addetti censiti dall'istituto sono calati soprattutto al sud. Per il fisco, SRL a ristretta base, 3 soluzioni per il socio amministratore, il caldo con l'estate sempre più rovente, al nord fino a 12 ore al giorno, oltre i 30 gradi, l'analisi sui dati climatici a pagina 7. Altri approfondimenti, ne leggiamo alcuni, borsa, in arrivo nuove quotazioni nelle IPO, vince il fattore tempo, poi la scuola, latino e greco per fare esercizio di problem solving, l'organizzazione degli studi che usano l'intelligenza artificiale. E un altro approfondimento che riguarda anche i professionisti. I tabacchi, incassi a 15,6 miliardi, dibattito aperto sulle direttive dell'Unione Europea, e poi le dogane, il gettito riflette le trasformazioni del mercato. La Gazzetta dello Sport,
Maraleo, Messi record, vuole battere Diego, nessuno come lui, 19 gol, a segno per 7 gare di fila e ora l'ultima magia, vincere la Coppa dei Sogni in coppia con Lautaro Martinez. Kimi, Antonelli, un podio d'oro, trionfa Russell, Ferrari flop, con il Gran Premio di ieri che ha visto Russell in Austria vincere proprio il Gran Premio alla guida della Mercedes, mentre secondo Verstappen, terzo Kimi Antonelli. Sinner via a Wimbledon e caccia al bis, il caldo però fa paura, infatti si comincia nel campo di Londra con però questa allerta meteo per il caldo che può essere anche condizionante nei confronti degli atleti. Milan, c'è Silva, altro portoghese dopo Ramos, vicino anche il difensore, il mercato del diavolo con le mosse dei rossoneri. Inter, scatto Calaili, fascia destra, lui è il favorito nel ruolo di palestra. È un Brasile, tornando ai mondiali, rischia tutto col Giappone, il Canada invece va agli ottavi, ieri ha vinto 1-0 contro il Sudafrica. Le partite infatti di ieri, Sudafrica-Canada 0-1, oggi alle 19 Brasile-Giappone, alle 22:30 Germania-Paraguay, stanotte alle 3 Olanda-Marocco. Queste le partite della giornata dei mondiali. Andiamo di nuovo al piccolo, torniamo infatti a parlare all'interno del quotidiano di questioni locali. Vediamo dunque la pagina dedicata a Trieste, il grande parco di Villa Necker, risorsa da aprire ai cittadini. Qui vediamo alcune foto di Massimo Silvano e Andrea Lasorte. Il parco, che conta quasi 3 ettari di terreno, si sviluppa su un'area compresa tra via dell'Università, via Belpoggio e viale Terza Armata. Ed è veramente un bel posto. Scocimarro dice emendamento in giunta regionale per un accordo con l'esercito. L'area verde conta circa 3 ettari, estesa quanto il giardino pubblico del Tomasini. Dimora e pertinenza sono di proprietà statale, fanno capo al Ministero della Difesa. E dunque c'è il progetto di renderlo pubblico grazie a un emendamento che intenderà portare l'assessore regionale d'ambiente ed energia Fabio Scocimarro, proprio per fare in modo che sia libero alla fruizione pubblica dei triestini e non solo. Ancora, i turisti trovano rifugio nelle chiese per quanto riguarda il caldo, via Alberate e Giardini Veri, rifugi climatici, viale 20 settembre affollato da chi cerca refrigerio all'ombra degli alti platani, le panchine del giardino pubblico tutte occupate già dalle prime ore del mattino, le aree gioco restano deserte a causa delle temperature troppo alte. Fra quei giochi che sono in battuta di sole, quelli che sono riscaldati, anche gli scivoli, pensate un attimo agli scivoli d'alluminio, quei bambini che vanno su e che effettivamente sentono veramente il caldo sotto di loro. L'aria condizionata dei centri commerciali aiuta a calmierare la situazione. Vero è che non in molti scelgono i centri commerciali d'estate per la volontà di stare all'aria aperta, però sicuramente il clima più fresco invoglia a passare qualche ora al loro interno. Meno blackout con lo smart grid, che è è stato un importante investimento ed è un'importante infrastruttura a beneficio della città, quella proprio di una rete elettrica più efficiente e performante. Il rischio blackout in futuro sarà in parte arginato grazie all'intervento di smart grid o rete elettrica intelligente portato avanti da Cegas, APS e AMGA con fondi PNRR anche per aumentare la resilienza energetica in città. Sono stati diversi i lavori svolti in questi mesi. Le biblioteche civiche presidio contro l'AFA, non solo libri, ma anche quest'anno le biblioteche civiche di Trieste offrono i propri spazi freschi ed accoglienti alla cittadinanza e agli ospiti e vengono utilizzati in diverse occasioni proprio come luogo dove poter passare qualche ora in un contesto più fresco. Andiamo all'intervista all'ex sindaco di Trieste Roberto Cosolini, consigliere regionale del Partito Democratico. Acqua, il pubblico non basta, elezioni, il centro-sinistra non aspetti le mosse di Federica Cosolini. L'ex primo cittadino
appartenente al Partito Democratico, dice: la fusione Acegas fu inevitabile, ma ora no alle ideologie. L'in-house un'incognita, candidato sindaco, Trieste vuol cambiare, decidiamo presto, intanto la destra continua a litigare in attesa delle mosse del governatore. C'è l'intervista che ha realizzato Francesco Codagnone all'interno di queste pagine del Piccolo proprio a Roberto Cosolini. Il nodo delle tariffe, le concessioni e il nuovo rinnovo tra i favorevoli e i contrari per quanto riguarda il servizio idrico ad Acegas, APS e AMGA, ed è un dibattito politico già in piedi da diverse settimane e che vede soprattutto l'opposizione con adesso Trieste e non solo sul punto di voler insomma capirci chiaro rispetto a questa importante gara e concessione per il servizio idrico comunale. Se non sbaglio siamo pronti al collegamento con la sala operativa della Polizia Locale, ci aspetta l'ispettore capo Paolo Gurtner per le informazioni di nottata e segnalazioni eventuali per la giornata di oggi. Buongiorno all'ispettore capo Gurtner. Buongiorno agli ascoltatori. Per quanto riguarda il servizio serale notturno, si è svolto abbastanza tranquillamente. Ci sono stati 2 incidenti con ferito inizio serata, uno in via Canova all'intersezione con via Buonarroti, l'altro in via Miramare all'altezza del CEDAS. Da quello che i colleghi mi hanno riferito, nulla di particolarmente grave fortunatamente. La serata e la nottata poi è proseguita con uno sversamento di olio in via San Pasquale tra la scuola Collodi e la chiesa, che è stato bonificato dalla ditta specializzata e noi in assistenza. Attualmente la giornata prevede l'inizio della manifestazione Ferrari Cavalcade 2026, un raduno automobilistico appunto con le Ferrari, circa 120 veicoli che arriveranno questa mattina in riva a Ottaviano Augusto, dove ci sono già dei divieti di sosta fermata con rimozione nell'area di parcheggio antistante al mercato ortofrutticolo, per capirsi. Fino a questo pomeriggio intorno alle 17 rimarranno in quella zona per poi trasferirsi in Piazza Unità. Ci sono divieti anche in via Mercato Vecchio e via dell'Orologio, quindi attenzione per quanto riguarda le zone da me indicate, e domani partiranno alle 9:15 alla Volta di Gorizia per poi svolgere tutto un itinerario che le vedrà arrivare praticamente fino ad Atene. Ricordo poi i lavori per quanto riguarda la chiusura di via Commerciale con il tratto tra via Pauliana e piazza Casali. Le deviazioni ormai sono in atto da giorni, quindi non ci dovrebbero essere problemi per quanto riguarda appunto la transitabilità. Il nostro servizio comunque è garantito nelle fasce di maggior afflusso veicolare, in maniera tale da eventualmente attivarsi in maniera con la viabilità manuale. Continua la chiusura della Galleria Carso fino ai primi di luglio. Per quanto riguarda il centro cittadino, ricordo che per l'area antistanti alla stazione marittima ci sono i divieti perché è in arrivo un'altra nave, pertanto non è possibile parcheggiare su tutte le rive. Lunedì quindi riprendono anche i lavori di molte ditte. Ho notato che ci sono un sacco di località interessate da appunto lavori stradali o scavi e quant'altro. L'invito è sempre quello di non abbandonare il proprio veicolo così al suo destino, senza magari ogni tanto andare a verificare che cosa succede accanto, in quanto appunto le situazioni si potrebbero modificare. Per il codice della strada i divieti provvisori diventano operativi allo scadere delle 48 ore dopo la posa e la verifica da parte degli stessi, da parte nostra, per capirsi. Sì. Attualmente siamo su uno sversamento idraulico, nulla di particolare in via dell'Istria da parte di un mezzo di lentezza urbana. Okay. Direi che per oggi è tutto. Bene, grazie. Allora mi raccomando, il caldo anche voi della polizia locale, che siete sempre in giro in città, che si sta facendo sentire non poco. Grazie. Assolutamente, i colleghi però sanno come comportarsi eventualmente, sono state date le direttive anche a noi. Grazie allora, un buon lavoro, una buona giornata. Altrettanto, saluti. Grazie all'ispettore capo Gurtner. Andiamo alla cronaca cittadina con questo titolo: la movida degli eccessi, soccorse 2 persone, erano
in coma etilico, il personale sanitario del 118 intervenuto in piazza Garibaldi e in via Torino. Allora andiamo a fare un po' il punto su situazioni di questo tipo, eccessi, movida, chiasso e in certe situazioni anche agitazione e violenza proprio nel servizio andato in onda ieri nel nostro telegiornale. Malori e coma etilici in una città gremita di persone, in particolare nelle zone della movida cittadina. È stato un sabato notte molto impegnativo per il personale del 118 e delle forze dell'ordine per numerose richieste di intervento per problemi legati per lo più all'abuso di alcol. I casi più gravi: 3 persone sono state soccorse dai sanitari perché in coma etilico. Un uomo di 48 anni è stato trovato in stato di incoscienza su una panchina in piazza Garibaldi e un'ambulanza lo ha portato a Cattinara. Poche ore dopo, in via Torino, anche un giovane di 26 anni ha accusato un grave malore a causa dell'eccessivo consumo di alcol. Anche lui è stato soccorso dal personale sanitario e ricoverato a Cattinara. Soccorso in coma etilico anche un 32enne nella zona delle Rive. I soccorritori, impegnati senza sosta per tutta la notte, descrivono una città affollata e presidiata da gran dispiegamento di forze dell'ordine tra la Polizia di Stato, dei reparti speciali antisommossa in servizio al reparto mobile di Padova e di Torino, gli antisommosse dei Carabinieri di Gorizia, la Polizia Locale di Trieste e gli steward urbani della ditta GIS. Rimaniamo in questa pagina con la lettura accanto di un'altra notizia: manutenzione dei binari, circolazione modificata. Per quanto riguarda infatti i treni, lo leggiamo, eccolo qui, l'articolo: per consentire lavori di manutenzione dei binari nella stazione di Trieste Centrale, domani e mercoledì l'offerta ferroviaria sarà rimodulata con variazioni di orario, cancellazioni e riprogrammazioni con autobus. Questo fa sapere Trenitalia, pertanto chi ha già un biglietto e intenzione di dover viaggiare in treno domani e mercoledì che dia un'occhiata alle modifiche, perché potrebbero insomma coinvolgere proprio i spostamenti degli interessati. Incendio con un infortunato in porto, ma al molo Sesto è solo un'esercitazione. La complessa attività di addestramento era prevista dal piano di emergenza. Per creare maggiore realismo all'evento sono stati coinvolti pompieri volontari e Croce Rossa. La conclusione: raggiunti tutti gli standard e gli obiettivi prefissati dai responsabili della sicurezza. C'è stata dunque soddisfazione per l'esito di questa esercitazione. Andiamo alla pagina seguente. Storie di rivincita alle scuole serali, che soddisfazione dopo tanta fatica. Daniele: dico di provarci, Elisabeth, e ora cambio lavoro, dice all'intervista di Nicole Brusaferro, così personaggi che sono stati infatti sentiti per quanto riguarda la conclusione del percorso scolastico nelle ore serali. A Porto San Rocco 17 diplomati IAL tra cocktail e curate mise en place. Giulia, Simone, Chiara e Sun hanno ottenuto anche il massimo dei voti. Qui la foto di gruppo per i diplomati dello IAL di Porto San Rocco e che sono pronti ora a tuffarsi, chi lo ha già cominciato a fare, a pieno nel mondo del lavoro. Avanguardia Nazionale, niente sede museale per presentare il libro, il dietrofront dopo la denuncia da parte di Adesso Trieste e dell'ANPI. Proprio per Adesso Trieste parla il capogruppo Riccardo Laterza: sfregio evitato per gli spazi comunali, ha detto su questa polemica. Duino Risina, Carso Muggia, gestione del macello a Prosecco, cooperativa Norcini del Coglio disponibile a rilevare la struttura. È la società che già operava nell'impianto di Cormons prima della chiusura. La questione macello in Friuli Venezia Giulia ruota attorno al progetto per la riapertura del mattatoio di Prosecco per colmare la carenza di strutture di macellazione regionali in seguito alla chiusura dell'impianto di Cormons. Seguire con interesse la vicenda, in particolare la società cooperativa dei Norcini del Coglio, che intanto si rende già disponibile a gestire l'attività a Prosecco in vista della procedura di affidamento della riapertura. Chi ha buona memoria si ricorderà che la riapertura dell'ex macello di Prosecco, che è arrivata dopo l'aggiudicazione del comune dello stesso immobile a un prezzo fra l'altro più basso di quanto in qualche modo preventivato con fondi comunali, si è anche attraverso finanziamento regionale,
è arrivato attraverso alcune polemiche. È nato un comitato che si è battuto contro la riapertura dell'ex macello, che ha avviato una raccolta firme tanto fisica, porta a porta, nei locali, nella zona di Prosecco e dintorni, quanto online, con diverse migliaia di sottoscrizioni a una petizione su change.org, piattaforma dedicata per avviare petizioni di varia natura. Ebbene, adesso l'iter va avanti perché il Comune dovrà cercare un gestore e dovrà avviare comunque una procedura a evidenza pubblica per l'affidamento di questa struttura, e quindi prosegue attraverso tutte le normative regolari del caso l'intenzione del Comune di Trieste di riattivare il macello di Prosecco. A Muggia, polemica sugli istituti partecipativi, leggiamo nella notizia accanto. Canonica di Santa Croce inagibile, Partito Democratico con un'interrogazione domanda perché i lavori non partono, solo promesse dall'amministrazione comunale, siamo ormai in attesa da più di un anno. Questo domanda il Partito Democratico. Sport e solidarietà a Visogliano con il ritorno dell'Aurisina Cup, una foto dell'edizione dell'anno scorso della manifestazione che torna anche quest'anno e prenderà il via mercoledì 1 luglio sul campo di Visogliano e sarà la 39esima edizione, come detto, dell'Aurisina Cup, trofeo Andrea Miorin, tradizionale appuntamento sportivo e solidale organizzato dal gruppo culturale e sportivo Aiser 2000 con il sostegno del Comune di Duino Aurisina e numerosi altri partner e associazioni attivi nell'ambito del territorio proprio di Duino Aurisina. Andiamo in pubblicità, qualche minuto torneremo alla lettura del piccolo, completando le pagine che stiamo sfogliando adesso, quelle dei comuni della provincia di Trieste, poi andremo alle pagine regionali, nazionali, estere e sportive. A tra poco. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, sono le 7:35 di lunedì 29 giugno, adesso torniamo a leggere il quotidiano Il Piccolo nella pagina delle segnalazioni. Vi anticipo nuovamente però gli ospiti di questa mattina, saremo assieme a Francesco Bussani tra più o meno mezz'oretta, dalle 8 alle 9, Francesco Bussani consigliere comunale a Muggia col Partito Democratico, a seguire invece sempre del Comune di Muggia l'assessore Alessandra Orlando con la delega allo sport e agli affari che hanno a che vedere con l'attenzione agli amici a quattro zampe, gli affari cinefili e cinofili è un'altra cosa. Con lei parleremo di questo e di altro. Sempre a Muggia, come detto, in questo caso Alessandra Orlando in quota maggioranza. Dunque, andiamo avanti con la pagina delle segnalazioni. Abbiamo detto Trieste Trasporti nella festa in famiglia, tutti pazzi per i gonfiabili, 25esimo anniversario della nascita di Trieste Trasporti. Il CRAL con il sostegno dell'azienda ha organizzato a Basovizza Sport TT, manifestazione che ha offerto ai dipendenti e alle loro famiglie la possibilità di cimentarsi in discipline sportive e giochi, e insomma in molti si sono divertiti. Invece Puissa, che succede a Renni alla guida del Rotary Club Trieste, lo vediamo in foto con il passaggio di testimone. Avere un animale è responsabilità, scrive Nicole Kerbancic, mondo e natura, ed è giusto ribadirlo, soprattutto d'estate, quando purtroppo ancora oggigiorno si verificano, forse meno rispetto al passato, ma lo stesso si verificano, i fenomeni di abbandono degli animali proprio d'estate. L'estate a Bow Beach, anche i cani in acqua a caccia di refrigerio, con l'apertura della Bow Beach di Barcola, la spiaggia espressamente dedicata agli animali. La scorsa settimana sono stati ultimati i lavori di recupero e valorizzazione dell'area voluti proprio dal Comune di Trieste. Andiamo a leggere poi i servizi in città, sempre più green le consegne dei pacchi postali con i mezzi elettrici. E domani la veglia di preghiera della comunità di Sant'Egidio. La pagina della cultura, Ida Finzi, la pioniera del giornalismo tradita dal fascismo, di famiglia ebrea, per 40 anni fu l'autrice triestina più nota d'Italia. Con lo pseudonimo di Haidè firmò articoli e racconti sul lavoro femminile, sostenne prima l'irredentismo, poi il duce
che la ripagò con le leggi razziali. Scoperte identità e desideri nei corti e misure di giovanissimi, con lo Shorts che è in programma a Trieste. Mi chiamo Iris Viola, parodia della città ideale e dei suoi strani abitanti, amicizia e potenza della scrittura del nuovo libro di Perini. Ancora, quel passato che nostro privilegio, Pasolini in rapporto con la storia, nelle voci raccontate in questa pagina del Piccolo. Pupoli, Monade, Morbin, la Trieste ironica raccontata da Stropolo, oggi nella sede della Società Ginnastica Triestina, la presentazione del libro fumetto firmato dalla coppia Pacco-Grisafi. Qui vediamo assieme con in mano il libro. Gli spazi di memoria svelati oggi dagli oggetti di Silvia Palombi, con l'articolo che presenta il libro. Dolore e pittura, la rinascita nell'arte di Ilaria Rossi, con la mostra e gli vari appuntamenti in città che hanno a che fare con la cultura e le mostre. Andiamo allo sport. Il congedo di Paul Mattiasic a Roma grazie a Trieste. L'ex presidente dice: lascio un club solido, organizzato e con un grande tifo. L'intervista di Lorenzo Gatto a Paul Mattiasic. Salvador entra nel CDA con Barwin e Arcieri. Nei prossimi giorni l'organo di gestione amministrativa sarà completato con l'ingresso del commercialista. Il nuovo corso avrà il compito di vigilare con un budget che dovrebbe essere ridotto di 2/3. Il basket, specchio di un modello che in Europa non regge più, il commento con la dichiarazione della necessità di una rivoluzione che imiti le migliori pratiche del modello americano. Andiamo al calcio. L'esonero ha peggiorato tutto, parla Giuseppe Marino, ex allenatore della Triestina, che fa un bilancio di una stagione molto difficile. La Triestina poteva fare molto di più nonostante i problemi. Resta una grande esperienza umana e professionale e adesso auguro all'Unione di risalire e che le nostre strade un giorno si ricongiungano, così nell'intervista rilasciata da Antonello Rodio. Settimana della verità, altri rinvii sono vietati sul fatto che le questioni da risolvere a causa della pesante eredità del passato sulla gestione della Triestina fossero per l'Unione un fardello pieno di possibili intoppi a ogni passo era una cosa fin troppo facile da prevedere. Ma il fatto è che qui il tempo inizia davvero a scarseggiare e un po' d'ansia inevitabilmente sale. Un'importante mossa, decisiva, per qualsiasi ulteriore passo la società è riuscita comunque a farla. Giovedì scorso infatti ha depositato in tribunale la composizione negoziata della crisi d'impresa, un passaggio cruciale che tutelerà la Triestina a livello legale e darà sicurezza al piano di risanamento partito ormai da qualche mese. Però i tempi burocratici sono per un ok sono quelli che pertanto bisognerà attendere assolutamente che inizino a concretizzarsi con altri 2 passaggi fondamentali per il proseguo dell'attività labardata. Il primo è l'apertura di un conto corrente che possa finalmente dare operatività alla società e accogliere i soldi in arrivo dagli investitori, che poi è il secondo evento imprescindibile per andare avanti. Senza l'arrivo dei soldi del resto non si fa nulla. Il versamento era previsto per metà della scorsa settimana, poi questi ritardi hanno evidentemente influito anche su quest'altro aspetto e del resto è noto che la velocità non è esattamente la caratteristica principale delle mosse prese oltreoceano. Adesso si è sicura che i soldi arriveranno per l'inizio di questa settimana, domani al massimo, e del resto, sia per questioni legali complesse e dinamiche societarie, sia perché vanno al più presto sanati i debiti sportivi e anche da perfezionare all'iscrizione alla Serie D, la scadenza è il 10 di luglio, l'iniezione di liquidità è ormai improcrastinabile, non ci sono segnali che il versamento sia a rischio, ma è ovvio che le tempistiche, come detto, un minimo di ansia iniziano a metterla. Il giovane attaccante Okolo a un passo dalla Juve Next Gen, così come riporta Guido Roberti nelle movimenti dei giocatori giovani della Triestina in uscita in questo caso. Andiamo sempre sul calcio a Muggia. Muggia 1967 ci crede, Ciriello rimarrà con noi. Riconfermati i senatori Tobia Sergi, Marco Lo Schiavo e Lorenzo Venturini, Max Cofone verso il rientro San Luigi, Gianluca Zetto è in trattativa, il direttore sportivo Marco Rebez, che nella foto vedete qui in grande,
dice: credo proprio che bomber Gianluca non se ne andrà via, con il bomber Gianluca Ciriello, che è uno degli elementi delle società dilettantistiche più in vista in questo momento e anche desiderato da diverse società. Sant'Andrea Mattatore con 2 colpi in attacco, le manovre del Sant'Andrea San Vito che apre il gran ballo del mercato per quanto riguarda i sodalizi triestini nei dilettanti regionali, l'ambizioso club del presidente Sain, fresco di salto in promozione, ha infatti messo a segno 3 colpi che fanno capire quali siano le intenzioni dalle parti di Via Locchi, interessato in particolar modo l'attacco che vede l'innesto di 2 elementi di serie superiore come Marco Janezic e Giulio Sistiani. Il primo, classe 98, arriva dal Krasrepen ed è un prodotto del settore giovanile dei bianco-blu. Anche per il secondo, nella passata stagione al Monfalcone, si tratta di un ritorno. La punta del 97 ha infatti già vestito la maglia del Sant'Andrea per un biennio. Qualche anno fa, assieme alla loro firma, si registra anche quella dell'esterno difensivo classe 96 Matteo Crosato, reduce dagli ultimi campionati al Sistiana dopo un po' di esperienze in Serie D. Ancora con il calcio, Alex De Bosicchi cambia la Trieste Victory Academy, a Borgo avremo i migliori giovani, il progetto anche un restyling interno del club con figure più professionali, dice il presidente De Bosicchi. Azzurra, via 6 colonne, partenze inaspettate, Selva, Foschiassin, Brussi, Allegrini, Ferri e Pussi lasciano Straccis. Il DS Degano, non tutti questi addii erano previsti, umanamente dispiace. Il tecnico Lugnan sceglie la panchina del Portogruaro, le squadre triestine intanto sono protagoniste tra le giovanili, grande gioia in Viale Sanzio per l'affermazione delle juniores del San Giovanni dell'Under 19 provinciale. Sempre sport, regioni, Festa Rosa, FVG Team chiude quinto con il volley femminile, Elia Bossi, nuovo rinforzo dell'Itas Trentino Volley, qui lo vediamo in foto, Zonca Giramondo ora arriva invece a Siena. Europeo, Zugna ok, azzurrini in Canada, i regionali bene alla rassegna continentale di maratona nel canoa polo, argento poi la nazionale con Bertoncini, il team italiano giovanile è al campionato del mondo. Pullino splende a Pusiano e Schiavon trascina tutti, i campionati giovanili al via invece allievi triestini senza i podi, però per le gare di atletica. Lo sport col tennis, playoff da chiudere, il pari rinvia il sogno, il tennis club triestino Step Impianti si ferma sul 3 pari in Toscana, Kellovski apre le danze vincendo il primo match con Volpi, domenica la gara decisiva sul campo di Padriciano. Russell invece sul mondiale di Formula 1 domina in Austria, accorcia su Kimi Antonelli, il pilota inglese su Mercedes non sbaglia nulla dal via libera alla bandiera a scacchi. Seconda piazza per Max Verstappen che chiude il podio al secondo arriva al podio al secondo posto, il giovane italiano Kimi Antonelli invece terzo. Così le Ferrari, Hamilton non va oltre il quinto posto, Leclerc arriva ottavo. Si rivede dunque la Red Bull nel podio anche in virtù del secondo assetto dell'auto, del monoposto proprio della Red Bull, che ha già dato indicazioni importanti sul suo futuro. Torniamo all'inizio del piccolo, pagina 2, siamo alla politica nazionale. Salvini, guiderò la Lega altri 3 anni, Zaia e Federica gli aspetto al mio fianco. Il leader del Carroccio parla a Cervia alla fine del meeting dei giovani leghisti, nessuna alleanza con Vannacci alle elezioni, mi ha già fregato una volta, attendo governatori e sindaci assieme a me, uniti si centra la vittoria. Vorrei fare il ministro dell'interno, l'attacco di Trump alla Meloni, pensi al suo elettorato, così ha detto Salvini. In foto qui vediamo anche Luca Zaia e Massimiliano Fedriga, attorno ai quali si stanno ipotizzando incontri e scontri in casa Lega a livello nazionale, nella segreteria e con il loro futuro politico, almeno quello di Federica più che quello di Zaia, che adesso ricopre il ruolo di Presidente del Consiglio regionale in Veneto, quello di Federica ancora da sciogliere in attesa del termine del mandato. Il Carroccio smarrito nella morsa delle destre, Francesco Di Commento Iori. Vannacci, vado avanti da solo, Meloni mi può chiamare. L'ex generale ieri a Vicenza ha replicato a distanza al leader del Carroccio, non sento di aver fregato nessuno, ho portato un bagaglio di voti alla Lega.
sui rumors di un'apertura della Premier, se vuole parlarmi ha il mio numero, ha detto Vannacci da Vicenza, come abbiamo già anticipato. Legge elettorale, emendamenti prima della battaglia d'aula, le mosse in Parlamento con la modifica alla legge elettorale, con gli emendamenti prima del passaggio proprio della legge in aula, emendamenti che verranno poi analizzati nelle commissioni. L'impronta di Federica sulle prossime elezioni. Questo è l'articolo firmato da Roberto Morelli, un'interessante ricostruzione di quello che può essere uno scenario politico pro futuro. Andiamo sull'attualità invece nazionale e internazionale. Raid tra Stati Uniti e Iran, la tregua pesa un filo. Minacce reciproche tra Washington e Teheran, Trump dice vi spazzeremo via. Arakci evoca nuove chiusure dello stretto, vuol tenere il controllo esclusivo. Gli ultimi scontri hanno fatto saltare la seconda fase dei colloqui in Svizzera. Crisi di Hormuz, a pagare il conto sono i paesi più piccoli, quelli che hanno un'economia molto vincolata dalle scelte dei più potenti. Ucraina, Kiev, lo spirito di Anchorage è morto, così il ministro degli esteri ucraino Shibia, che chiude alla proposta russa di ripartire da quanto discusso nei colloqui dello scorso Ferragosto nella città dell'Alaska tra Donald Trump e Vladimir Putin. Il genocidio armeno riconosciuto dal governo di Israele, l'ira di Erdogan, chiederemo conto di Gaza, il messaggio di Tel Aviv a Trump sugli F-35 ad Ankara. Il governo israeliano ha approvato all'unanimità la proposta del ministro degli esteri per il riconoscimento formale del genocidio armeno. Non è mai troppo tardi per fare la cosa giusta, ha detto Gideon Sa'ar durante il Consiglio dei Ministri. La decisione sarà successivamente votata nella plenaria della Knesset, nel quartiere armeno di Gerusalemme. La notizia è stata accolta con grande emozione. Sa'ar ha informato l'esecutivo di aver ricevuto una lettera di apprezzamento dalla Chiesa e della comunità armena della città santa. La storica mossa rompe un tabù e non mancherà di rendere ancora più tese le relazioni con Ankara, che da sempre rifiuta la definizione di genocidio per il massacro degli armeni per mano dell'impero ottomano durante la prima guerra mondiale. L'Islanda di fronte al bivio dell'Unione Europea, l'abbraccio a Bruxelles per sfuggire a Trump e Putin. Il 29 agosto il voto per la ripresa o meno dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Fino ad oggi il rifiuto al pieno ingresso è stato legato principalmente alla pesca. Graz avrà ancora una sindaca comunista, trionfa infatti il KPO. Nella Stiria guidata dalla destra sovranista si conferma Elke Kar, ottenuti più consensi di 5 anni fa. La Guaira nella città fantasma, scatta anche l'allarme degli sciacalli. Siamo in Venezuela con il terremoto, tra le macerie si cercano ancora sopravvissuti, ma prevale la rassegnazione. Nelle zone più povere le persone presidiano quel che resta delle loro cose, spesso i ladri si spacciano per soccorritori per entrare nelle zone chiuse, quel cosiddetto sciacallaggio di chi ha sofferto la demolizione della propria casa, la distruzione della propria casa a causa del terremoto. A Caracas riparte la metro, ma gli ospedali sono nel caos, con i tentativi di riprendere una normalità condizionata ovviamente dalle conseguenze del terremoto. Un reportage che riporta testimonianze, ricerche, speranze. I team giunti da ogni parte del mondo continuano a scavare per tenere viva proprio la speranza. Il miracolo dei due undicenni, due ragazzi estratti vivi dalle macerie a 3 giorni del terremoto che ha devastato il paese. Famiglia italiana dispersa, una famiglia salentina che risulta infatti dispersa, si cercano madre, padre e figlia a Caracas. I nonni erano morti durante il terribile terremoto dell'Irpinia. Questa è l'attesa dalle ricerche di novità rispetto alle loro condizioni. Unione Italiana col nuovo corso, i consiglieri salgono a 10, demografia tra i campi d'azione, composta la nuova assemblea dell'Unione Italiana. Marco Gregoric è stato eletto presidente, aperto ufficialmente con la riunione di Torre l'era di Marin, Corva e Paolo De Marin al vertice
A Lusso in Piccolo, recuperate e liberate in mare 10 tartarughe nel progetto di recupero delle tartarughe marine che ha dato speranza di ripopolazione della specie. Le centrali a carbone, fumi tossici senza fine a Belgrado, nei paesi dell'area i vecchi impianti continuano a sforare i limiti di emissioni. L'organizzazione CE Bankwatch Network ha rilevato una situazione peggiorata nel 2025. Questa è una foto d'archivio di una protesta in Bosnia proprio per le emissioni degli impianti. A caccia invece al killer che ha sterminato la famiglia a Roma, siamo all'attualità nazionale, posti di blocco e controlli alle frontiere, 50 le segnalazioni per il 43enne, si fa strada anche la pista del gesto estremo, in terapia intensiva il figlio sopravvissuto alla mattanza, la palazzina della strage in questa foto e poi la miniatura di Shahadat Hossain, il presunto killer. Monitorate strade, stazioni, aeroporti e capolinea dei bus diretti all'estero, diffusa anche la foto del presunto responsabile, immagine diffusa via social. Robot e droni per trovare il marito della ministra disperso nel lago di Vico, il marito della ministra Roccella. Città bollenti in Europa, in 7 giorni 1300 le vittime, l'Organizzazione Mondiale della Sanità rivela 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo, da domani arriveranno alcune piogge. L'incidente a Nancy precipita l'aereo dei Parà, tutti morti gli 11 passeggeri. 5 allievi dovevano lanciarsi, i familiari erano sul posto per assistere al cosiddetto battesimo. Da Parigi, tragedia infatti in Francia, un aereo privato noleggiato da un club di paracadutismo è precipitato nell'est vicino a Nancy prima del battesimo del lancio che sarebbe toccato ai 5 allievi, tutti infermieri che volevano rilassarsi dopo le giornate di tensione in ospedale per la grande afa. Con loro c'erano altrettanti istruttori e il pilota, tutti gli 11 occupanti sono deceduti. Delfin, la mossa di Basilico, cedere le partecipazioni, ma Leonardo Junior dice no al riacquisto con lo sconto delle quote di chi vuole uscire, ancora movimenti in questo puzzle di quotazioni per quanto riguarda il gruppo della famiglia Del Vecchio. Il MEF esclude la vendita lampo dei titoli Montepaschi, così la nota del Ministero dell'Economia. Lavoro qualificato a Monfalcone, patto fra Regione e Fincantieri. Approvata dalla Giunta Federica la delibera sull'intesa sarà sottoscritta poi giovedì. Leggiamo qualche riga di questo articolo perché poi attorno a tutta questa situazione legata a Monfalcone, soprattutto in Regione, si è fatto un gran parlare. Spunta un nuovo patto, mentre si attende ancora la definizione del protocollo sugli impatti sociali della manodopera straniera a Monfalcone. Protocollo che, come è noto, dovrebbe essere sottoscritto tra Comune di Monfalcone e Fincantieri, sotto l'egida della Regione, con il governatore Fedriga nel ruolo di garante e mediatore. Era stato invocato già alla fine del 2025 da una mozione bipartisan del Consiglio Comunale. Il nuovo accordo consiste in un protocollo d'intesa per il rafforzamento dell'occupazione, della formazione e dell'innovazione nel settore navalmeccanico e verrà siglato fra Regione e Fincantieri, senza comunque in questo caso il coinvolgimento del Comune. Giovedì prossimo a Trieste nel corso di una conferenza stampa che permetterà di avere maggiori dettagli sui contenuti. Prima di quel giorno non posso anticipare di più, mette le mani avanti l'assessore al lavoro e formazione Alessia Rosolen, ma la delibera, incentrata appunto sulla formazione e il reclutamento di una manodopera specializzata, è stata approvata venerdì dalla Giunta Fedriga e pubblicata sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia. Quindi vedremo nei prossimi giorni i contenuti più nel dettaglio di questa proposta. Regione, sigillo UNESCO al pensiero di Basaglia, sì del centrodestra, l'opposizione frena, maggioranza unita sulla candidatura lanciata da Gorizia con il sostegno della Regione, Walter Rizzetto, segretario regionale di Fratelli d'Italia, ma sia accompagnata da servizi potenziati. La Dem Serracchiani, Riccardi dia risorse al sistema,
L'assessore in tutto questo resta in silenzio. La petizione online contro la proposta, quasi 700 le firme, tra i sottoscrittori su change.org anche Serena Dandini, Pieraldo Rovatti e Luigi Manconi. Trieste Airport a rischio il volo per Francoforte del 26 ottobre in poi, impossibile prenotare i biglietti dal sito di Air Dolomiti. L'amministratore delegato Gallo dice confronto con Lufthansa per verificare ogni possibilità, decollo strategico per il Friuli Venezia Giulia. Come dicevamo alla lettura del titolo di questa notizia, il volo per Francoforte è strategico in quanto l'aeroporto di Francoforte è uno degli snodi aeroportuali europei più importanti del continente ed è infatti uno dei punti di passaggio di tanti voli internazionali che poi, anzi intercontinentali, che poi infatti raggiungono le Americhe, l'Asia, l'Australia, sempre in Asia il Giappone, quindi anche mete piuttosto lontane e via discorrendo. Con Dubai, per quanto concerne Medio Oriente, Francoforte e Parigi sono fra gli aeroporti internazionali più importanti per gli scali aeroportuali dei voli di lungo raggio e quindi anche per Trieste privarsi di un volo del genere vorrebbe comunque comportare un danno non da poco. Energia rock, cuore, testi profetici, Vasco infiamma i 26.000 del Friuli, pubblico in delirio per il concerto che segna il ritorno a Udine dopo 18 anni, un'infuocata versione degli spari sopra viene dedicata a tutti i farabutti che governano oggi questo mondo. Così Vasco, così invece i suoi supporter, i suoi fan, arrivati a Udine con chi si è messo fuori con la brandina ad aspettare l'apertura dei cancelli, chi intervistato dice seguo ogni suo concerto, notti in tenda e file all'alba, la sua musica ci dà vita, così dal titolo. Il caldo record non ha frenato l'entusiasmo dei fan arrivati da ogni parte d'Italia. Abbiamo praticamente concluso la parte dedicata alle notizie di Trieste, le avevamo lette in precedenza e quindi, visto che sono arrivate le 8 più o meno, sì, andiamo in pubblicità. Come anticipato saremo in compagnia di Francesco Bussani, consigliere comunale del Partito Democratico del comune di Muggia, fra poco con noi in studio. Ci vediamo tra qualche minuto. Bene, ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste. Do il buongiorno e benvenuto a Francesco Bussani, consigliere comunale nel comune di Muggia del Partito Democratico. Buongiorno e ben ritrovato. Grazie dell'invito. Ci sono un paio di questioni in piedi a Muggia, anche se diciamo il clima estivo in qualche modo fa rallentare solitamente le abitudini politiche, insomma anche come frequenza di consigli, commissioni eccetera. Però quando si parla di rifiuti, lo abbiamo vissuto nel corso di tanti anni con l'introduzione del porta a porta, con le polemiche che ne sono sorte accanto, eccetera. Quando si parla di rifiuti il tema è sempre delicato anche perché tocca ogni singolo cittadino, nessuno escluso in questo caso. Proprio Bussani, il nostro ospite di quest'oggi, ha presentato diverse proposte in consiglio che hanno a che fare con le isole ecologiche. Possiamo fare un po' il quadro della situazione? Sì, il quadro della situazione è questo, che nei mesi precedenti abbiamo avuto notizia da parte dell'amministrazione attraverso la stampa che a partire da gennaio 2027 hanno intenzione di dismettere il sistema di raccolta porta a porta nell'intero territorio del comune di Muggia per implementare l'utilizzo di queste isole ecologiche che abbiamo già visto in azione nel centro storico, sono state installate nei mesi precedenti, riproposte all'interno di tutto il comune di Muggia. Allora, visto che realizzare le 6 isole ecologiche attuali è costato 450.000 euro, ho presentato un'interrogazione per chiedere, d'accordo, a parte che non mi sono chiarissime le ragioni,
se non ideologiche, per implementare questo sistema di cassonetti smart su tutto il comune. Ma quali saranno i costi? Perché se per coprire un'area che è molto piccola si sono spesi 450.000 euro, per coprire l'intero comune di Muggia quali saranno i costi e come questi costi verranno poi recuperati dai cittadini, perché il servizio rifiuti deve essere coperto dalla Tari. Questo significa che i costi verranno spalmati lungo l'appalto 25ennale che l'amministrazione intende fare. Però ci sono anche tutta una serie di costi accessori che non vengono considerati o che a mio avviso non sono stati considerati in maniera abbastanza accurata. Faccio un esempio. In questi giorni ci sono 34-32 gradi, un caldo pazzesco. Tutte le isole ecologiche del centro storico, soprattutto per le parti riguardanti l'umido e quelle del secco indifferenziato, sono ammorbate da un odore terribile, pestilenziale, cioè non ci si riesce ad avvicinare. Sono andato ieri a conferire i rifiuti, è una cosa veramente di difficile gestione. In apnea. Sì, anche perché poi spesso in questi luoghi vanno a conferire i rifiuti anche i ristoranti, che quindi buttano scarti di cibo in sacchi grandi che qualche volta si strappano, va a finire che il percolato finisce in tutta l'area prospiciente ai bottini dei rifiuti. Questo mix perfetto non fa che attirare mosche, gabbiani, animali di diverso tipo, ed è una cosa a mio avviso improponibile. Abbiamo chiesto, ho presentato su questo tema una risoluzione urgente chiedendo appunto una pulizia immediata di tutti i bidoni smart e delle aree limitrofe, insomma quelle sporche, e poi in qualche modo di calendarizzare questo tipo di interventi ogni 2 settimane per tutto il corso dell'estate. Si è raggiunto un compromesso perché la maggioranza ha riconosciuto che il problema è reale e quindi hanno accettato la parte in cui chiedevo di fare una pulizia urgente di tutte queste aree. Non hanno accettato l'idea di farlo ogni 2 settimane, dicendo che ci sarebbero dei costi importanti, e quindi però ho chiesto un patto tra gentiluomini, insomma, che se il problema si ripresenta non faremo passare magari un mese prima di intervenire, ma si interverrà in tempi brevi. Questo il consiglio è stato fatto lo scorso mercoledì, ad oggi non è ancora intervenuto nessuno con alcuna pulizia. Io spero che i tempi si accorcino un po' di più, perché davvero la situazione è, anche da un punto di vista igienico-sanitario, immagino tutt'altro che ottimale. Per cui capite bene che se questo si propone in centro storico, la stessa cosa varrà per tutte le aree di Muggia, quindi anche questi costi andranno messi in conto e andranno tenuti presenti. Sembra che questo non sia, o sia in fieri, nel senso che alla fine le domande che ho chiesto, quanto costerà, quante aree verranno fatte, come funziona, la risposta è stata assolutamente vaga. Stiamo pensando, stiamo vedendo, considereremo. Ecco, sembrava più che ci fosse la volontà di dare notizie, di uscire sulla stampa con rivoluzioni, promesse fantasmagoriche, ma non basate sui fatti. Altro esempio, sempre all'ultimo consiglio comunale. Ho presentato un'interrogazione chiedendo, scusate, sono passati 3 anni dalla conferenza stampa fatta nella sala del Consiglio Comunale dal sindaco e dall'assessore regionale Scocimarro, in cui si diceva: abbiamo stanziato le risorse per realizzare le fognature fino a Lazzaretto. Poi è uscito anche l'articolo sul piccolo e si scopre che in realtà i soldi stanziati, 1.800.000 euro, consentiranno di realizzare queste fognature forse fino ad Acquario, mentre per arrivare fino al valico di San Bartolomeo servirebbe un ulteriore 1 milione di euro. Allora io ho chiesto, vabbè, sono passati 3 anni, ditemi 2 cose. Come va con questo cantiere? Doveva partire, l'avevate dato per fatto, sono passati 3 anni e non se ne sa più niente. E 2,
Dopo 3 anni, visto che quella volta mancava 1 milione di euro, siete riusciti a farvi finanziare anche l'ultimo 1 milione di euro in modo da poter sviluppare un unico cantiere che parta da Porto San Rocco, dove finiscono le fognature, arrivi al valico di San Bartolomeo e chiuda questa partita una volta per tutte, anche perché ricordo che al valico di San Bartolomeo ci sono la base logistica, il campeggio, ci sono tutte le abitazioni della zona di Darsella di San Bartolomeo che non sono servite da fognature, hanno tutte la fossa biologica o comunque strumenti di pulizia e riciclo dei liquami e altro. Risposta? Ci si sta ancora lavorando, vedremo, non si sa, a breve vi daremo notizie. Quindi c'è questa politica di un continuo alzare l'asticella, promettere cose che poi in realtà non trovano concretezza in tempi ideali. Metà dei soldi sono stati messi via per il raddoppio della galleria in questi anni, anche da parte comunale, perché al di là del finanziamento che ha erogato la Regione Friuli Venezia Giulia, c'è anche un importante accantonamento da parte del Comune di Muggia, perché le opere si fanno insieme in questo senso, però di concreto non si vede niente, salvo delle cose minime che spesso corrispondono a delle mere promesse elettorali fatte in campagna elettorale. Esempio. Area sgambamento cani. Sì. Hanno speso 38.000 euro per fare una schifezza in mezzo al giardino pubblico, dove si sarebbe potuto invece attrezzare, fare giochi per bambini, fare tutto un altro discorso. Hanno recintato un'area al cui interno sono rimaste siepi e sterpi, una panchina di cemento enorme con un tavolo di cemento enorme che uso ne possono fare i cani. Tutto recintato, senza una telecamera, senza niente, quindi potenzialmente là dentro ragazzi potrebbero andare a fare qualunque cosa. È presso i giardini ex Europa, ora Walter Cosina, davanti alla ok, sì, come no. Bene, fatto questo in pompa magna con fotografie, non lo usa nessuno, all'ultimo consiglio comunale ci danno notizia che con l'ultima variazione di bilancio stanziano ulteriori 20.000 euro per quell'area. Allora, ho alzato la mano e ho chiesto, scusate, perché? Cosa si va a fare con questi 20.000 euro? Nessuno è stato in grado di rispondermi. Allora, io mi chiedo, cioè non ho avuto risposta, l'ho chiesto io, l'ha chiesto il consigliere degli Antici, l'ha chiesto il consigliere Riccardo Bensi, in 3, uno dietro l'altro, non hanno risposto. Allora, non è un bel segnale, sembra che si stia un po' andando a lavorare che la va bene e in attesa della prossima campagna elettorale che inevitabilmente partirà dal prossimo autunno, come è giusto che sia, però esiste una pianificazione, esiste una visione per questo territorio, non mi è tanto chiaro, al di là della galleria, che però anche là il sindaco ha detto i lavori partono a gennaio 2027, vedendo quel che sta succedendo e le tempistiche del cantiere per il rifacimento della Volta del Fugnà, io non sono così ottimista, perché non mi sembra un cantiere, al di là di questi giorni dove è scusabile un rallentamento dei lavori per ovvie ragioni di temperatura, ma anche nei mesi precedenti io non ho visto tutta questa attività, c'erano anche giorni in cui non lavorava nessuno, segnalazioni che mi sono arrivate, io sono in ufficio a Trieste, per cui queste cose non le vedo, ma sono segnalazioni che mi sono state fatte. Se si ha urgenza, se si vuole chiudere un cantiere presto, si accelera, si pensa di lavorare anche la notte, magari per gli interventi che non producono particolare rumore. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono Oscar, buongiorno al suo ospite. Buongiorno. Volevo porgli 2 domande. Allora, io sono un ex cittadino mugesano trapiantato a Trieste da quasi 50 anni. E mi stava a cuore, perché da ragazzo lo abbiamo usato, anche se magari non era tanto adatto per noi, ma riuscivamo ad infilarci il bagno della polizia cosiddetto, abbandonato da tantissimi anni. Com'è la situazione di quella zona, di quel posto lì? E poi un'altra cosa, il previsto villaggio sopra il Molotì, quello su in alto dopo la casetta di dove c'era il magazzino delle barche, no? Dove noi andavamo a caccia di uccellini, a usellarsi di Triestine sul piano in alto.
com'è la situazione di quella zona e se è previsto ancora qualcosa oppure è stato abbandonato anche quel progetto. La ringrazio e vi auguro buon lavoro e buona giornata. Grazie Oscar e buona giornata. Dunque, Grazie. due domande ben precise: il bagno della polizia e quest'area villaggio sopra Molotì, Bussani. Che cosa ne è del bagno della polizia? Allora, io posso dire quel che so fino a quando ero assessore, quindi questi temi li trattavo in maniera diversa. Io posso dirvi che il bagno della polizia è di proprietà del fondo pensionistico della Polizia di Stato, che lo ha messo a bilancio dandogli un valore che, ahimè, a mio avviso è distante dal reale valore di mercato, per cui loro l'hanno messo a bilancio per tot milioni di euro e devono venderlo per non creare un buco di bilancio a tot milioni di euro. Il costo reale, secondo me, è molto inferiore da un punto di vista di valore, perché chiunque vada ad investire in quell'area si troverà di fronte a costi non indifferenti di smaltimento, amianto, altri tipi di materiali inquinanti, dovrà demolire tutto perché dopo 30 anni di inutilizzo l'acqua si è infiltrata ovunque, c'è la ruggine nei pilastri, insomma la situazione è tutt'altro che rosea, ma in un'ottica di sviluppo della costiera mungesana e con una volontà di non aumentare la cementificazione del nostro territorio, quella è un'area già edificabile ed edificata, sicuramente bisognerebbe andare a intervenire. Arrivo alla situazione che conosco io. Si era credo fosse il 2018-2019, avevamo fatto un intervento attraverso l'onorevole Serracchiani, eravamo andati a parlare con l'allora prefetto, che era Petronzi, che adesso è il questore, e no, il contrario, chiedo scusa. No, andavamo andati a parlare col questore, perché essendo un bene della polizia, che adesso è diventato esatto prefetto, e lui aveva manifestato l'interesse di mettere in moto un meccanismo di unione di intenti per cui il comune il fondo pensionistico della Polizia di Stato avrebbe potuto cedere al comune il bene, il comune si impegnava a occuparsi della vendita di questo bene, di trovare un investitore disposto a rimetterlo a posto, insomma immaginare un progetto per quell'area di grande valore, perché se mai ci si deciderà a utilizzare i fondi accantonati anche per chiudere il percorso costiero Porto San Rocco-Molotì, là saremo in un'area splendida da un punto di vista anche turistico. Però chiudiamo questa parentesi, si iniziò a lavorare in tal senso e il comune in cambio avrebbe fatto un intervento sulla caserma della polizia di Via D'Annunzio per sistemarla, perché c'erano tutta una serie di lavori. Per cui c'era uno scambio, una sinergia fra i due enti per riuscire in qualche modo a sistemare quell'area. Purtroppo di questo si era interessata anche l'onorevole Serracchiani, quindi portando anche a Roma queste istanze. Sembrava che il progetto fosse avviato, se non che Covid 1 e 2, Petronzi fu trasferito all'epoca, non era più il questore, quindi si sarebbe dovuto ricominciare, come purtroppo accade, e questo è uno dei problemi di questo paese, che quando una figura apicale viene a spostarsi, chi arriva dopo spesso ha paura di assumersi responsabilità per scelte altrui, soprattutto se si parla di importanti questioni economiche, e quindi deve ripartire da zero, rivedere tutti i documenti, tutte le carte che hanno portato a certe scelte. Fatto sta che è arrivato il Covid, si è bloccato l'intero pianeta, non se n'è fatto più niente, è arrivato il 2021, con le elezioni è cambiato anche il sindaco di Muggia, ha vinto Polidori, e da quel momento c'è stato qualche annuncio ogni tanto anche da parte sua, dovremmo intervenire in quell'area, cercare di recuperarla, però mentre per quel che riguarda noi avevo ben chiaro qual era il percorso che ci avrebbe potuto portare a una risoluzione del problema, dall'altra parte non ho capito cosa si stia facendo o cosa si abbia intenzione di fare per risolvere. Comunque concordo col signor Oscar che il posto è di grande pregio, ovviamente ormai è completamente l'ombra di se stesso, ma è all'abbandono, però
anch'io da bambino c'ero andato qualche volta ospite di amici, ed era assolutamente un posto, ed è tuttora un posto che assolutamente meriterebbe recuperare, soprattutto nell'ottica di uno sviluppo costiero che io spero prima o dopo qualcuno si metta a fare, perché avere quel buco tra Molotì e Porto San Rocco, quando si potrebbe creare una passeggiata, una pista ciclabile che consentirebbe ai mugesani, ai turisti, ai triestini di usare quel tratto costiero tutto l'anno, perché è un piacere andare a camminare lì anche in ottobre o anche in gennaio, se non è una giornata di bora, perché là sei in piena battuta, non ti muovi, però è piacevolissimo. C'è 1.300.000 euro stanziati ancora dalle giunte di centro-sinistra, fermi nel cassettino. Noi non abbiamo potuto spenderli perché c'era stato il ritrovamento del molo romano, non so se ricordate, proprio nel 2020, che aveva richiesto il fatto che si facesse una perizia prima bellica, perché essendo la zona vicino a Porto San Rocco potevano esserci dei residui di bombe della seconda guerra mondiale, e poi una perizia archeologica che però si sarebbe potuta realizzare solo dopo la perizia bellica. Sì, il classico incastro. Quindi era tutto fermo, però 1.300.000 euro intanto erano già stanziati. Sono passati 4 anni di giunta Polidori, di queste tematiche non si è più parlato, ed è un peccato. Neanche in consiglio? Sì, ogni tanto si tira fuori e loro dicono penseremo, è legato al discorso della viabilità della galleria, però tutto, cioè sembra che tutto ruoti intorno al discorso della galleria. Che non sia anche la questione di cui avevamo parlato prima, legata alla galleria, il fatto che comunque le fognature non si sono magari prese in carico perché già c'è un cantiere impattante là vicino, e quindi magari non era intenzione creare... Però mi si consentirà, questa era una scusante che avrei potuto seguire, però allora nel frattempo si trovava il milione mancante, perché dopo 3 anni, magari accantonando 300.000 euro, e si sarebbe potuta fare. Invece sembra che questa opera sia completamente sparita dai radar. Rispondo ancora rapidissimamente sul discorso delle casette. Sì, dopo abbiamo un'altra telefonata. Ho fatto proprio al Consiglio Comunale della scorsa settimana un'interrogazione, perché il sindaco ai primi di giugno ha fatto un'intervista sul piccolo dichiarando che è d'accordo insieme al Comitato Punta Olmi per la realizzazione di un parco dell'area di Punta Olmi, però fra le frasi, a leggere attentamente quell'articolo, c'era scritto col coinvolgimento del privato per la realizzazione di strutture turistico-recettive. Anche letto questo mi si è accesa la lampadina, ho detto facciamo un'interrogazione, perché mi sembra che quel che abbiamo buttato fuori dalla porta stia rientrando dalla finestra. Quindi ho chiesto, non è che c'è un riferimento nelle sue dichiarazioni a una volontà di realizzare le casette? E la risposta che ho ricevuto è stata in assoluto politichese, perché non ci si è presi nessun impegno. Il sindaco si è limitato a dirmi col piano regolatore attuale questa realizzazione, questo progetto non sarebbe possibile, per cui allo stato attuale non c'è nessun rischio che si realizzino le casette. Passo successivo che non è stato detto e che aggiungo io tra parentesi, ma se decideremo di modificare il piano regolatore, ecco che le cose diventano impossibili. Quindi, signor Oscar, per la sua domanda, in questo momento non si può realizzare, lo ha detto il sindaco nero su bianco, anche se loro hanno già previsto la possibilità di spostare le cubature di quell'area lungo tutto il versante, lo hanno votato in Consiglio Comunale. Però per riuscire a presentare un progetto e a in qualche modo passare oltre quelli che sono stati i diktat della conferenza dei servizi che hanno bocciato il progetto, serve il piano regolatore. Il butto là una cosa così di colore? Sapete tra le varie cose che hanno impedito la realizzazione di quelle casette cosa c'era? La mancanza di fognature. E guarda, un po' 2 settimane dopo che la conferenza dei servizi ha bocciato l'opera, l'assessore Scocimarro e il sindaco sulla stampa annunciano realizzeremo le fognature. Quindi
consentite a me e consentite a tanti cittadini di tenere le antenne ritte e di avere qualche sospetto che questo progetto forse proprio dimenticato non è. Quindi vigileremo su quanto accadrà. Altra telefonata, poi andremo fra un po' in pubblicità. Buongiorno. 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 Parlo io? Sì. Buongiorno. Ecco, mi chiamo Luciano, Sì. abito in via d'Arseglia sotto Campore. Ok. Sentivo l'assessore che parlava delle Non sono fognature. assessore. Ecco, volevo sapere, ho visto che sono dei problemi fino a che non fanno le fognature del Lazaretto. Ecco, siccome che una volta, mi ricordo bene, il comune di Muggia metteva a disposizione per tirare fuori i liquami della biologica, mi pare si pagava un 60.000 lire. Perché non si può fare questo? Perché adesso per svuotare una biologica ci vuole sui 400-500 euro. Ecco, come se è possibile fare una richiesta al comune? Punto di domanda. Ok. La ringrazio. Grazie, quindi come se la domanda chiedesse se esistono dei contributi. Sì. No? Allora, il signor Luciano sta in una delle aree interessate dallo sviluppo della fognatura fino a San Bartolomeo. Ovviamente ulteriori investimenti sarebbero necessari per poi collegare tutto il versante al tubone principale che arriverebbe fino alla zona del valico. Però questo intervento per il momento non c'è. Io, se si parla di questi interventi per 60.000 lire, penso che andiamo indietro Di parecchi anni. di molti anni. Non credo che questo servizio sia in alcun modo contemplato. Si potrebbe fare magari una richiesta di dare dei contributi ai cittadini che hanno queste fosse che, tra l'altro, aggiungo io, spesso sono state realizzate 60 anni fa o anche più, quando sono state realizzate quelle case. Queste fosse a un certo punto cominciano a non essere più stagne e a riversare anche nel terreno. Abbiamo avuto casi documentati che sono arrivati proprio a me nell'area di Pisciolon, però, quindi sempre su quel versante, ma sull'altro lato, che però purtroppo poi si traducono in dispute tra privati, perché se la fossa di qualcuno ormai per gli anni si è rotta, rovinata e comincia a perdere, e di qua mi vanno nella proprietà sottostante, purtroppo il comune se ne lava le mani e punta il dito sui privati dicendo arrangiatevi, è una disputa tra di voi. Ma proprio per questa ragione qua sarebbe importante dotare tutta l'area del comune di Muggia di un sistema fognario. Si era già parlato di questo quando ero assessore io e non lo sono più, signor Luciano, perché prima ho sentito dire, volevo chiedere all'assessore, io non muovo un euro nel comune di Muggia, sono un consigliere comunale di opposizione e tutto qua, per cui le decisioni non le prendo io rispetto a come stanziare i soldi, però potrò cercare di verificare se la proposta che lei ha fatto può essere portata avanti, magari erogando dei contributi, anche se dubito che verrà accettata, però vale la pena informarsi. Però io credo che dotare tutto il comune di un sistema fognario un pezzo alla volta, non servono fare. Quella a cui ci riferiamo di Lazaretto è una conduttura principale. Una volta fatta quella, negli anni successivi si può pian pianino creare tutti i collegamenti, la rete che poi vada a convogliare lì le fognature. Stesso discorso per Pisciolò. Uguale. Dobbiamo andare a pubblicità, fra poco però torneremo di nuovo in diretta. Torniamo in diretta, 8:36 minuti di questo lunedì 29 giugno in compagnia di Francesco Bussani, consigliere comunale del Partito Democratico a Muggia. Abbiamo già parlato di fognature, soprattutto con le telefonate, ma anche con i progetti che l'opposizione in particolare attende, visto che sono stati annunciati dalla giunta del sindaco Polidori, e anche del bagno della polizia e di tutta l'area attorno al Molo T, sopra le casette che sono state sollevate dal telespettatore Oscar che ha chiamato questa mattina. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno.
Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno, Buongiorno. ai triestini e ai friulani. Il signor Bersani va cercando dei soldi, no? Ieri ho sentito che a Cividale, oltre al PRRR, hanno dato anche 1 miliardo alla regione. Ma la regione a Cividale, ma la regione spende così i soldi a vanvera e controllare un po' praticamente. Poi un'altra cosa, ieri alle 6 del mattino Paladini diceva sono arrivati più extracomunitari, sono arrivati però è in calo. Il 31% arrivano e se ne vanno, ma quando se ne vanno? E il 21% restano qui, ma il 29% di che cosa? Se non mettiamo un terzo elemento non si saprà mai se il 29% di 1000, il 29% di 10.000. Non si può dar da bere ai cittadini e sono il 29% diminuiti, ma il 29% di che cosa? Di patate, di formaggio, di pane, di che cosa? E poi un'altra. L'Electrolux, siete accorti di dare l'Electrolux alla regione? Prendesse la regione l'incarico dell'Electrolux, no? E eliminando così, eliminando la cassa integrazione e lavorando tutto bene, tutto a posto e guadagnando, perché chi deve prendere su deve guadagnare. Perché non guadagna la regione? Grazie, mandi. Grazie, buona giornata. Grazie. Diversi temi tra l'immigrazione, le percentuali di arrivi, di partenze, la crisi Electrolux che sicuramente ha occupato tante attenzioni della regione, anche in cerca di una trattativa con altri privati che possono far continuare l'attività produttiva in quel del Pordenonese. Certo, allora, sul discorso immigrazione io credo che fornire dati certi e capire di cosa stiamo parlando sarebbe effettivamente auspicabile, cioè nel senso dire giustamente come faceva presente il nostro ascoltatore, parlare di percentuali senza riferirsi a cosa sono riferite, scusate il gioco di parole, è un'assurdità, ma ricordiamoci che anche in regione noi ci stiamo approcciando alla campagna elettorale, noi non sappiamo quando ci saranno delle elezioni regionali, però stanno ben attenti a quel che si dice, a quel che non si dice, cioè, c'è una volontà adesso soprattutto con questo fenomeno di recente nascita del generale Vannacci che ha creato il suo movimento, e la Lega è il bersaglio principale da parte di questo nuovo gruppo politico, quindi loro hanno tutto l'interesse a farsi vedere più leghisti di prima, scusatemi il gioco di parole, ed è tutto spesso una triste operazione di propaganda. Guardate, questo secondo me, una delle cose che urlano vendetta al cielo sono i blocchi confinari. Cioè, noi abbiamo decine e decine di poliziotti e militari fermi sui valichi confinari, neanche tutti, quelli maggiori, quelli minori no, lo dico perché io sto a Muggia, spesso vado in Slovenia e assicuro che non sempre tutti i valichi sono presidiati, e poi al contempo ci sono notizie che il territorio del comune di Muggia e di Trieste non può essere vigilato a sufficienza per mancanza di personale. Allora, io dico, allora i poliziotti, invece di metterli sul confine dove a molto poco servono, mettiamoli nelle strade, mettiamoli a visitare il territorio e facciamo fare ai militari i controlli sui confini. E qualcuno ovviamente dirà, ma i militari non possono verificare i documenti perché non sono forze dell'ordine. Peccato che la Lega sia al governo nel paese, in regione, nei comuni, si fa,
una norma ad hoc che per un periodo temporaneo consenta anche ai militari di, perché non si fa? Forse perché è più importante fare propaganda, dire ce ne stiamo occupando, ogni tot settimane esce l'annuncio, bloccati 2 passeur sul confine di Rabuiese piuttosto che a Fernetti o altro, nessuno ci dice quanti ne stanno passando senza essere presi o quante persone stiano attraversando i valichi confinari a 20 metri dalla strada, per cui visto che per lo più si muovono a piedi, vedo difficile che uno passi proprio sul valico autostradale, ma mi sembrano cose talmente di buon senso che davvero a volte mi chiedo come si fa ad abboccare a certe sparate dei nostri politici al governo, però vabbè, ognuno poi giudica come vuole, giudica come è giusto che sia in democrazia e giudicherà l'operato di chi ora sta governando. Arrivando all'Electrolux, quel che diceva l'ascoltatore era, immagino, un intervento diretto della regione, cioè un'acquisizione, trasformandola in un'azienda pubblica. Queste sono operazioni che, seppure concordo, idealmente potrebbero avere un senso, perché io sono assolutamente a favore di rendere pubblici alcuni servizi di base. Secondo me acqua, luce, quelli che sono i beni primari dovrebbero essere sotto controllo dello Stato e non garantire profitti, perché lo vediamo bene nella situazione dove stiamo. Voi vi ricorderete, per me era una roba allucinante quando c'era il Covid, che l'ENI a fine anno aveva annunciato degli extra profitti da paura, mentre avevamo negozi, aziende, cittadini che chiudevano, non sapevano come arrivare a fine mese proprio per i costi che erano lievitati dell'energia, e poi si scopre che sono stati generati extra profitti che sono finiti nelle tasche di investitori, manager. Ecco, però questo, io sto parlando di servizi di base, acqua, luce e altro. Quando parliamo di impianti produttivi, ahimè, io credo che certi lavori debbano farli gli esperti, perché sennò potrebbe potenzialmente rischiare di creare delle strutture carrozzone che non sono poi in grado di star sul mercato ed essere competitivi e in qualche modo mantenere una produzione sana. Certo. Quel che andrebbe fatto invece sono intensificare le operazioni di ricerca di possibili nuovi partner che ridiano linfa a un sistema produttivo che però vediamo è in difficoltà in tutta Europa. Ho letto proprio ieri un articolo sulla Volkswagen in Germania che è in forte difficoltà, si pensa di chiudere siti produttivi, quindi è proprio un sistema industriale che sta andando un po' in crisi e necessita di nuove soluzioni. E credo che gente ben più esperta di me ci si stia spremendo le meningi per arrivare a soluzioni, però tornando a quella che era la richiesta originale, io non credo personalmente che la Regione possa subentrare nella proprietà e in qualche modo continuare, o che comunque ci sia la volontà di farlo. Poi c'è anche una questione di concorrenza, no? Quindi si va ad alterare un mercato dove questo non tutti giocano con le stesse regole. Non sia fattibile. Diverso è l'altro ragionamento che facevo sui beni di prima necessità, dove invece il pubblico dovrebbe entrare pesantemente e vigilare su come vengono gestiti costi e profitti. Una mail dice: obiettivo della politica al di là di diatribe e di casacca dovrebbe essere quello di rendere disponibili spazi e proprietà mal gestiti da polizia, esercito eccetera con azioni comuni, vedi il bagno della polizia Muggia e Villa Necker a Trieste in totale vergognoso abbandono, ed era quello. Sì, ma si potrebbe fare lo stesso ragionamento per tutte le decine di caserme che ci sono lungo i valichi confinari, cioè questa zona era militarizzata nel dopoguerra, qua passava la cortina di ferro, grazie al cielo la storia è andata avanti, le situazioni si sono evolute, ma noi siamo pieni di caserme e strutture. Scusate, la caserma di Via Rossetti, ci sono passato l'altro giorno, resta là, uno spazio che potrebbe essere assolutamente rivitalizzato e rimesso in moto. E lì c'è il progetto del campus, vedremo come andrà avanti. Ancora una telefonata, buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno. Prego, buongiorno.
Volevo solo due parole. Dunque, se si potrebbero mettere, so che sarà difficile, degli alberi al mare Boa. Non so se si chiama. Sì, Acquario o Boa Beach. Prego? Si chiama Acquario o Boa Beach, dipende da come... ecco, sì, difatti sì, abbiamo capito. Sì. No, mi ha preso la sprovvista. E poi il problema anche del Porto San Rocco, spiaggia San Rocco, Sì? è che ci sono dei bagni chiusi. Ok, servizi igienici chiusi. Sì, non tutti. Ok, quindi alcuni sono chiusi. Sì, non so se sono rotti oppure Ok. non si riesce a capire. Dicono che sono da riparare, adesso non lo so esattamente. Va bene. Va bene, la ringrazio. Grazie. Grazie signora. Allora Grazie. cerchiamo di rispondere prima sul discorso alberi. di Porto San Rocco, perché è più ok. breve. Io immagino ci sia una convenzione, cioè, anzi so che c'è una convenzione tra Porto San Rocco e il comune di Muggia per gestire tutte quelle aree, dal parco pubblico che c'è sopra la collinetta ai parcheggi alla spiaggetta, per cui bisognerebbe solo verificare se nella convenzione è previsto che i bagni restino aperti. Quei bagni devono restare aperti. Poi può succedere naturalmente che ci sia un problema, che si rompa un bagno, che si intasi o altro, si interviene e lo si riapre. Per quel che riguarda invece il discorso dell'area di Boa Beach o Acquario, che dir si voglia, lì il problema era, perché quell'opera è stata realizzata quando io ero l'assessore ai lavori pubblici, quindi conosco molto bene la situazione e come la signora potrà immaginare, ma come qualunque persona di buon senso può immaginare, la prima cosa che noi abbiamo fatto presente alla realizzazione del progetto era: ok, ma vogliamo creare un percorso alberato, alberi che facciano ombra e in qualche modo creare un'area, passatemi i termini, sulla falsariga di Barcola, ma idealmente, cioè con un'area ombreggiata e poi un'area al sole. Assolutamente non possibile. Questa è stata un braccio di ferro che abbiamo provato a fare nei primi mesi, ma dopodiché la conferenza dei servizi, quindi tutti gli enti deputati a dare un parere, ARPA in primis, insomma chiunque si occupi di inquinamento ed ambiente, essendo quello un terreno inquinato, ci è stato detto: noi andiamo a tombarlo con questi teli tecnici e poi col cemento, con quel che ci è stato messo sopra, ma nessuna alberatura potrà mai essere piantata in quella zona, perché con le radici queste alberature potrebbero bucare questi teli e quindi far sì che gli inquinanti, quelli che sono magari in forma gassosa, escano, o che le infiltrazioni di acqua passino nel terreno e poi sversino a mare gli eventuali inquinanti che ci fossero lì sotto. È ovvio che questa è un problema di difficile soluzione per quel che riguarda un'alberatura da mettere in sede, a meno di non scavare delle buche apposite e riempirle di terra non inquinata. Cioè, secondo me niente è impossibile, no, infatti, è solo una questione di costi. Oppure, opzione che noi avevamo immaginato di mettere in sede, creare degli enormi, di dimensioni importanti, dei vasi importanti in cui magari mettere delle piante di medio fusto, perché troppo alte ovviamente in un vaso non potrebbero starci, ma per garantire un'ombreggiatura sufficiente, perché quel che descrive la signora è reale, è un forno, o uno si porta un ombrellone, ma anche gli spazi sotto alle tettoie, quelle con le griglie movibili, sono limitati. Bisognerebbe reimmaginare quell'area. Ma come si potrebbe reimmaginare, ad esempio, anche subito dopo un, passatemi il termine, restyling delle piazzole? Cioè, quelle piazzole sono là da 40-50 anni, cioè in un'ottica di dar continuità a tutti i lavori fatti in precedenza ad Acquario, sul tratto di costa tra Punta Olbia e Molo T, ci sono un sacco di idee, di progetti che si potrebbero portare avanti. Non sono nella lista delle cose che l'amministrazione attuale vuole fare, però sono là, le idee e i progetti si potrebbero realizzare. Però questo sicuramente
sarà argomento dei prossimi mesi man mano che la campagna elettorale prenderà Quando piede. esploderà la campagna elettorale? Secondo me a partire l'estate? da ottobre, sì. Settembre-ottobre inizieranno a muoversi le cose, prima quest'estate ancora non credo. E come si sta muovendo il Partito Democratico a riguardo? Il Partito Democratico si sta muovendo insieme alle altre forze intenzionate a creare una coalizione per offrire un progetto alternativo rispetto a quello di questa giunta. Si sta lavorando sul programma, è già da qualche mese che settimanalmente gruppi di persone si trovano per lavorare insieme alla redazione di un programma. Le cose stanno andando bene, insomma. È chiaro che c'è tanto lavoro da fare, perché se vuoi creare e offrire un'alternativa devi un po' uscire anche dagli schemi, proporre cose nuove, avere anche coraggio nel portare avanti idee e proposte innovative. Scusatemi, non per tornare sull'argomento già trattato, ma è già trattato. Il discorso porta a porta è stata una scelta importante che l'amministrazione precedente ha fatto. È stato un cambio netto. Gestita male, sono il primo a dirlo, in gran parte, a mio avviso, per responsabilità di chi si prese l'appalto, perché all'epoca in giunta ci furono assicurate tutta una serie di cose che poi al lato pratico, quando il servizio partì, era evidente che buona parte delle cose che c'erano state promesse a livello di studio del territorio, percorsi, dei mezzi, non erano state fatte. Ma vabbè, acqua passata non macina più, però è innegabile che dopo un periodo di rodaggio le cose avevano iniziato e stanno tuttora funzionando. Non mi riferisco al centro storico, che è una situazione un po' più particolare, però per il resto del territorio, tolte alcune eccezioni di condomini che si ritrovano col problema che magari la gente passando gli butta i rifiuti nel condominio pur senza averne titolo, o stradine private con un'unica abitazione dove comunque il proprietario deve farsi tutta la stradina a piedi per lasciare in strada poi i rifiuti che il camion porta via. Però in linea di massima io credo che il servizio in questo momento nelle zone periferiche stia funzionando. È stata una scelta fatta per ragioni ambientali, per ragioni economiche, per tutta una serie. Era ben chiaro, però non è stata una scelta facile, Cioè, al di là della gestione, è stata una scelta importante. Questo non significa però quel che io vorrei che venisse riconosciuto con un minimo di onestà intellettuale da tutti, esclusi i casi specifici che ho citato prima, quindi di persone magari che vivono in un condominio, che si trovano il bidone riempito da qualcun altro e quindi il servizio non funziona, e anche in questo caso andrebbero trovate delle situazioni ad hoc, perché dopo tutti gli anni da cui è partito il servizio non c'è più l'emergenza, per cui si può andare a verificare il singolo caso e a cercare una soluzione. Però io ricordo a tutti che questo sistema, a volte vituperato dai nostri avversari, ha portato al fatto che una famiglia di 4 persone che vive in 100 metri quadri paga all'anno 100 euro in meno rispetto a una famiglia omologa triestina, perché a Muggia all'epoca le percentuali di differenziata erano del 65%, a Trieste del 47%. E visto che la Tari si paga anche in base alla quantità di indifferenziato prodotta da un comune, io credo che l'idea fosse buona, perfettibile, coraggiosa, anche pazza per certi versi, perché è sempre facile portare avanti quel che c'era già prima, però bisogna anche avere il coraggio di cercare soluzioni alternative. Rinnovabili, ne butto una là sul piatto, pannelli solari, ci sono operazioni che si potrebbe immaginare di mettere in piedi anche a servizio poi della cittadinanza, che vanno ancora esplorate. C'è tanto lavoro da fare, ma ci stiamo lavorando. Ci state lavorando. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno a tutti, sono Maurizio. Prego. Volevo esprimere solo il mio percepito, no? Sì. Io penso che Muggia in piccolo rispecchia quello che succede a Trieste. Io vedo che abbiamo dei beni pubblici, delle cose della cittadinanza nostre, che vengono svendute o vendute a dei privati perché così possano fare i loro affari.
a spese nostre. Però ecco, è questo che mi fa capire, è Muggia nel suo piccolo, che io considero, io lo chiamo il principato di Muggia, perché Muggia ha tutto, addirittura il suo podestà, no? Ecco, che decide e fa. E vediamo una cosa, non so, ecco, danno tutto in mano ai privati, perché io non guardi, mi sfugge, non voglio pensare, mi rifiuto di pensare che per dirla da triestina i ciapi la mandorla. Guardi, non posso pensare questo, sono persone oneste e questo non lo farebbero mai. Però quello che vedo che succede è che proprio vedo, per esempio, l'area camper che vogliono fare, ecco, nella zona inquinata. Quando c'era il sindaco Polidori, mi sono permesso di telefonare e far presente, e lui mi ha detto che quella è un'area bellissima, che c'è anche il mare, ma non si può andare in acqua, è inquinata, non si può pescare, c'è la soprastrada che ti passa sopra la testa, che sembra via Von Brook, però bisogna dire che va tutto bene. Ogni cosa che vogliono fare la fanno nell'interesse dei privati. Ecco, e sappiamo, come prima parlava di Punta Olmi, sicuramente costruiranno anche là, e come faranno anche in Porto Vecchio a Trieste. E chi potrà permetterselo? Perché Muggia oggi sono stati venduti tanti appartamenti agli stranieri, però. Ecco, perché un muggesano difficilmente può comprarsi una casa Muggia al giorno d'oggi. Ecco, queste sono persone che sono là e stanno facendo gli affari dei privati, non di noi cittadini, però con le nostre cose, e noi stiamo zitti. Grazie. Grazie. Bussani, come commenta questo sfogo del telespettatore? È uno sfogo, ma in cui ci sono tante verità, concordo anch'io. E molte delle cose che ha detto il signor Maurizio, sono assolutamente condivisibili. Area camper. L'area camper è un discorso molto pratico da questo punto di vista. I camper lì già si fermano in maniera anomala. Ci sono stati casi che poi lasciano lì i propri rifiuti, i propri liquami, o vadano a riempire le taniche d'acqua presso appunto il parco del Riospo, quindi è già di fatto un'area camper non autorizzata. Quindi l'idea di base, in qualche modo, di attrezzarla è renderla un'area camper a tutti gli effetti, però evitando l'abbandono di rifiuti, sversamento di liquami e altre anomalie, secondo me è un'impresa di buon senso. Poi bisogna vedere come viene strutturato il discorso di partnership pubblico-privato. Io idealmente non condanno a priori la partnership col privato. Le faccio un esempio per capire cosa intendo. Il parcheggio di Caliterna era gestito dal comune di Muggia. Sì. Questo faceva sì che alle 5:30, 6 il servizio pubblico cessasse, e se si rompeva la sbarra o il cancello dopo quell'orario, apriti cielo, bisognava telefonare numeri di emergenza, reperire, era tutto più complicato. Nel momento, e lo posso dire da utente di quel servizio, nel momento in cui è subentrato il privato, le cose funzionano meglio. In quel caso là viene data la gestione di un bene pubblico a un privato, si dividono gli introiti in maniera equa, contenti tra virgolette tutti. Io non so come verrà strutturato il discorso dell'area camper presso il Molo Balota. Sicuramente anche l'altro giorno, guardi, la stessa frase che ha citato il signor Maurizio è stata detta in consiglio comunale dal sindaco: un'area di pregio fantastica, il parco sul Riospo. Sì, di fronte all'inceneritore, alle petroliere a 20 metri e sulla destra, sei su un terreno inquinato che non sembra, cioè dai rilievi fatti sembra che gli inquinanti non siano particolarmente pericolosi, per cui verrà consentito probabilmente il pubblico utilizzo così come è stato, però voglio dire, hai il Riospo che è una palude, pieno di zanzare, cioè, non sempre ovviamente, perché con i trattamenti giusti, tagliando l'erba,
l'area ha un suo perché, è stata fatta per portarci i cani. Fare un'area camper lì accanto ha senso, soprattutto dal momento che quell'area viene già utilizzata come area camper, però insomma di aree di pregio Muggia forse ne ha di più carine lungo la tratta costiera, però ha un senso aver messo a frutto anche quell'area là. Dico solo che rispetto al saccheggio da parte dei privati concordo con quanto detto. Le 77 casette vedremo come va a finire la situazione, ma terremo gli occhi aperti. Il discorso della Triestina altrettanto, si va a smancare un monte per realizzare un centro di allenamento per la Triestina, attenzione, in cui metà del budget per la realizzazione vengono messi dal pubblico, sono fondi regionali, giustificando come questa mossa dicendo c'è il pubblico interesse. Dove sta il pubblico interesse? Perché verranno realizzati degli ambulatori a cui anche i cittadini potranno rivolgersi. Mi sembra un po' una forzatura, non da poco come chiave di lettura. Si dica, vogliamo realizzare, ci piace la Triestina, vogliamo, anche se non è la squadra cittadina, vogliamo dare alla Triestina la possibilità di fare questo. Non ci interessa di sbancare una collina, noi non siamo ambientalisti, ci va bene di fare questo, però va detto, perché se no queste mezze verità, dico non dico, ma no c'è il pubblico interesse, quando veramente sfido chiunque a dirmi dove stia, no, perché poi le nostre squadre locali potrebbero beneficiare di questo, ma abbiamo già 2 campi da calcio, 3, 2 a Muggia, 1 ad Aquiligna, non è che abbiamo 5 società di calcio, ne avevamo 2 in passato, ma adesso ce n'è una. Non lo so, sono d'accordo con il signor Maurizio che bisogna tenere gli occhi aperti e non bersi tutto quel che ci viene raccontato. Adesso lo chiederemo comunque all'assessore Orlando che aspetta qui fuori dalla porta dello studio. Un faccia a faccia. Prossima volta, dai, organizzeremo anche. Se sapevo, sì, l'avrei proposto. Gli orari non erano coincidenti, no, però. bene, grazie Francesco Bussani. Buona giornata a tutti. Teniamo duro che il fresco sta arrivando, dicono. Per cui... qua fortunatamente abbiamo un clima adeguato, sì. Anche se. Poi insomma sappiamo benefici e anche malefici dell'aria condizionata. Certo. Grazie Bussani. Buona giornata a tutti. Buon Grazie lavoro, buona giornata, pubblicità, tra poco come annunciato l'assessore Alessandro Orlando del Comune di Muggia, tra poco. Buongiorno di nuovo, ben ritrovati con Sveglia Trieste in compagnia dell'assessore, rimaniamo nel territorio di Muggia, prima eravamo con Bussani, ora siamo in compagnia di Alessandro Orlando, assessore comunale a Muggia con la delega allo sport. Buongiorno, ben trovata. Buongiorno a tutti. Anche altre deleghe come gli affari che riguardano gli amici a quattro zampe, poi ne parleremo, abbiamo parlato infatti anche con Bussani dell'area cani e di tutto ciò che concerne anche accanto all'area camper, insomma, abbiamo mescolato più argomenti. Uno che però riguarda senza dubbio il suo assessorato, perché oltre a questo si è trattato anche il discorso dei lavori pubblici, insomma più parlando della città e della giunta, ma uno che riguarda le sue deleghe, assessore, è proprio il progetto in partenariato pubblico-privato del centro sportivo della Triestina. Sulla zona dietro a Montedoro, cioè Montedoro proprio dietro il centro commerciale di fatto. Bussani prima ha detto non vedo un interesse pubblico così importante da giustificare fondi regionali che possano avere proprio un interesse anche del pubblico, del cittadino, che dice sono soldi fra virgolette miei che vengono utilizzati però per una società sportiva, laddove la motivazione delle cliniche o comunque delle strutture che possono essere a beneficio del singolo cittadino sono un motivo un po' tirato, ha detto Bussani. Come mi risponde lei? Cosa ne pensa? Cosa dice? In maniera molto semplice, ma veramente molto semplice. Mi sembra che uno degli accordi
sia la riqualificazione di sentieri in un bosco di 70.000 metri quadri. Non credo che questo sia una cosa di minima, una sciocchezza, anzi una riqualificazione di un bosco significa tornare alle persone, alla città, un polmone verde riqualificato che se no altrimenti sarebbe non sarebbe fruibile. E non solo, sempre negli accordi comunque non dimentichiamoci che i campi che verranno realizzati nel concordato sempre ci sarà che dovrà essere anche a disposizione di una società del territorio non inteso come Muggia, ma territorio, insomma, vista la vicinanza, mi sembra più logico che sia usufruito dal Muggia, ma staremo a vedere. Quindi già queste due cose, e non dimentichiamoci, ultimo e non ultimo, che non rimane di proprietà della Triestina, ma automaticamente diventa di proprietà del comune di Muggia. Credo di aver smontato in 10 nanosecondi e aver spiegato il perché. E sul fatto del sbancamento? Ma lo sbancamento, ok, ci sta, nel senso che essendo è fatto un po' a pastini questo terreno, a rigor di logica, per creare i 4 campi, diciamo che dovrebbero riuscire ad essere fatti 4 campi, senz'altro ci sarà uno smottamento di terreno per creare, diciamo, pastini, anche se nella parte alta esistono già, quindi non è che viene toccato. Poi insomma stiamo parlando verde su verde, non è che vengono fatte, esatto, si va a sbancare, cioè qua stanno parlando di disastri, di sboscamenti, via il verde, insomma si fanno 4 campi di calcio, quindi stiamo parlando comunque di verde, ovviamente con annessi spogliatoi, cioè tutte ovviamente le strutture necessarie. Insisto, il bosco riqualificato è a disposizione della popolazione, quindi non ci vede nessun problema, ma zero, anzi, di impatto, anzi beneficio. Per me il beneficio sul territorio sarà sicuro maggiore. Oltretutto, da tifosa, qui tocchiamo un aspetto più romantico. Finalmente credo che questa possa essere la svolta per la Triestina. Ecco, ma a proposito, ci sono buoni segnali da quello che lei può osservare, visto che ha un osservatorio un po' privilegiato anche più per affinità, per conoscenza, di questa situazione della Triestina che lavora senza grandi proclami, però con l'avvicinamento di determinate scadenze, il tifoso scottato più volte e con questo caldo e questo sole, è il caso di dirlo, da gestioni, presidenze che non hanno veramente portato in larga parte, poi c'è chi ha anche lavorato con dovizia come l'era Biasin, per fare un esempio, però altre proprietà non hanno fatto il bene della Triestina, no? Il motivo per cui siamo arrivati a questo punto. Ha fiducia? Ci sono novità rassicuranti in questi giorni, in queste settimane, su quello che può essere, secondo lei ovviamente, sì, ovvio, il futuro dell'Unione? Allora, io sono ottimista di natura, quello quindi sappiamo, insomma, detto più volte. Finché non sbatto la testa contro il muro non mi arrendo. Ma ottimismo c'è, segnali ce ne sono, ovviamente si sta lavorando sotto banco, diciamola così. C'è qualche piccolo impedimento in via di risoluzione, i tempi sono stretti purtroppo. I tempi sono stretti, sì. Io credo che, io ho un sogno, ma sarà probabilmente il direttore sportivo che deciderà
però io ci terrei in maniera esponenziale che vengano qualificati i nostri giovani, vengano tenuto molto conto, perché abbiamo bravi ragazzi, abbiamo visto il risultato che ha avuto la primavera l'anno scorso, che nonostante il numero ridottissimo e nonostante... Sì, fatto tutto un po' alla veloce. Sto zitta perché tante volte si trovavano ad allenarsi in 6-7, sto zitta, stendo un pietoso velo, me la tengo per me, uscirò a tempo debito. Comunque sono riusciti a fare un campionato più che dignitoso e veramente potrebbero essere tenuti in considerazione per una crescita anche della società stessa. Secondo lei la Triestina andrà ad attingere dai giovani del territorio? Cioè c'è questa possibilità, come è già successo anni fa, che magari creando un settore giovanile o almeno la primavera un po' da zero, perché non ha delle basi che si porta dietro gli allievi, gli juniores che possono essere le nuove leve, ma deve in qualche modo attingere dagli altri. C'è la possibilità che vada a bussare alla porta delle varie società, Muggia o può essere una di queste, San Luigi, San Giovanni, Sant'Andrea, Cras, per creare la squadra, alimentando nuovamente quelle sorte di dissidi e di malcontenti che già in passato avevano creato un clima negativo attorno alla Triestina? Perché si sa che la Triestina dalle altre società storicamente non è che sia proprio sempre stata vista così bene, perché andava là, prendeva i giocatori, quelli che erano chiaramente affascinati dal giocare nella Triestina, e poi probabilmente le gestioni non positive dopo li hanno in qualche modo dispersi, ed è stato anche un peccato per i giovani stessi. Mi appello al quinto emendamento. Non vuole rispondere? Non siamo in un interrogatorio, cioè io domando in amicizia. Scherzo. Non ci sono le guardie fuori dal vetro oscurato, non c'è nessuno che ci osserva, cioè c'è tanta gente che ci osserva, però nessuno che le punta il dito contro. No, scherzo, c'è qualcosa, ma per il momento è solo, sono degli approcci iniziali, quindi non voglio sbilanciarmi. Al momento opportuno usciranno le notizie. Si sta lavorando anche per questo. Le leggo una mail, ci fa cambiare argomento, dice: buona giornata all'assessore Orlando, da Claudio Visintin, da infartuato plaudo al sindaco Polidori e dalla sua giunta per la splendida iniziativa per rendere Muggia un luogo più sicuro e pronto ad affrontare situazioni di emergenza cardiaca. L'installazione di 3 defibrillatori del comune di Muggia è davvero encomiabile, ed è importante anche ricordarlo, no? Perché ci sono situazioni che purtroppo accadono, e che sapere che c'è un territorio fornito, anche a Trieste ce ne sono diversi dei punti con i defibrillatori, neanche troppo tempo fa ne è stato utilizzato quello di Piazza della Borsa, proprio per un malore che purtroppo non ha avuto gli esiti fortunati, perché la signora anziana è deceduta dopo il malore, però almeno si è tentato di salvarla con un defibrillatore posto a poca distanza, ed è importante essere dotati, no? In questo caso con Muggia che si è attrezzata a riguardo. Sì, abbiamo cominciato l'anno scorso una collaborazione con l'associazione Cuore Amico, che ci ha proposto un progetto dove grazie anche a un contributo di Unicredit si è potuto far, sì, non so, perché vedi la differenza tra comprare e mettere defibrillatori in giro per il territorio non è la soluzione, per il semplice motivo che intanto questi defibrillatori devono essere costantemente seguiti e monitorati. Intanto devi formare persone per l'uso dei defibrillatori, e questa diventa una cardioprotezione. E il fatto di avere sì i defibrillatori, ma anche potenzialmente formati più cittadini possibili per l'uso dei defibrillatori, e pian piano, passo dopo passo, adesso ne sono stati installati 3, uno in via Dante, uno a Zindis, vicino alla chiesa, l'ex asilo diciamo, e uno in via Battisti dove c'è il Sailing Lab sull'esterno. In centro storico è stato un po'
Più difficile. Difficile per via della sovrintendenza per avere permessi, nonostante la legge regionale abbia aperto un po' le porte e facilitato, però ci sono sempre dei vincoli, grazie anche ai proprietari dell'edificio di fronte alla sede che l'hanno lasciato posizionare il defibrillatore lì. Abbiamo inaugurato l'altra settimana. Il nostro intento è di continuare su questa strada. Abbiamo avvicinato anche l'associazione alla scuola, che è molto interessata. Daremo una mano a fare una mappatura, perché tantissime aziende, negozi, i defibrillatori li hanno. Tutte le nostre associazioni sportive obbligatoriamente li hanno e hanno le persone formate. Adesso si farà una mappatura perché, come dicevo prima, i defibrillatori hanno bisogno di una manutenzione, perché funzionino, devono essere a posto. Apro parentesi, invece noi al campo del corrente dello Zaule è successo che a un nonno durante un allenamento del nipote è preso male, e grazie all'intervento di 2 dirigenti che avevano la formazione hanno usato il defibrillatore e hanno salvato una vita. E questo è bello saperlo e anche ribadirlo. Dobbiamo andare in pubblicità, torneremo tra poco, anzi facciamo così, ascoltiamo prima la telefonata e poi andremo in pubblicità, così abbiamo poi anche tutto il tempo per aprire altri argomenti. Buongiorno. Buongiorno carissimi, defibrillatori. Sì. Questo è il tema. Allora, 2 esempi. Sulla strada che da Marcossina a Porta Slivi nel Matasco Podoglie, quindi qui vicino a Trieste, premesso che Marcossina avrà 50 abitanti e Slivi è 150, a metà strada c'è un piccolo campetto di calcio e c'è un defibrillatore in piena campagna. Lo stesso l'ho osservato in altri 2 o 3 parti di questo dei Matasco Podoglie, quindi vicino a noi. Questo significa che il concetto, almeno per quanto riguarda la Repubblica Slovena, il concetto di utilizzazione dei defibrillatori è un concetto esteso non solo nei centri urbani ma dappertutto, perché è soprattutto in zone abbandonate con poca popolazione che si può verificare la tragedia. Quindi è un problema di investimento e di piano di mappatura che riguardi tutta la popolazione, tutto il territorio. Grazie, buongiorno e buon lavoro. Grazie, sì, il concetto già ribadito, insomma, l'importanza di avere in modo capillare un territorio coperto e ovviamente anche mantenuto e formato di conseguenza, perché è inutile mettere uno strumento se poi nessuno sa usarlo, è inutile formare persone a utilizzare uno strumento se poi lo strumento non c'è, quindi le cose devono essere in qualche modo, devono andare di pari passo. Pubblicità, ci vediamo tra poco. Ben ritrovati in diretta, sempre in compagnia dell'assessore di Muggia Alessandro Orlando, con la delega all'associazionismo, lo sport. Di sport ora infatti continueremo a parlare. Abbiamo prima una telefonata, buongiorno. Buongiorno a lei e al grande tifoso dell'Unione, Nivea. Buongiorno. Allora, buongiorno e buona giornata calda, diciamo, ecco. Soprattutto do un apprezzamento alle tutti i politici che in questi giorni vengono a sveglia a Trieste, sia dell'opposizione e sia anche della maggioranza, perché veramente con queste temperature è terribile spostarsi. Allora, Orlando, non so se lei ha sentito l'intervento di Bussani prima e dei vari telespettatori che hanno telefonato, no? Parlavano di privatizzazioni. Hanno detto che la destra, sia a Trieste sia a Muggia, cercano di privatizzare tutto. Allora, io, col senno del poi, no? A me sembra che l'IRI l'ha privatizzata Prodi, ma Prodi non era di destra, non è di destra, no? La Cegas a Trieste l'ha privatizzata Illy, ma Illy non è di destra, no? Ecco, questo è una cosa.
Poi stavano facendo, Bussani parlava delle fognature che non ci sono a Lazzaretto, specialmente dove c'è il campeggio. Ma da quanti anni c'è il campeggio, Orlando? Io ne ho 79, presto 80, io mi ricordo, non so, sarà 60 anni che il campeggio è lì. E quanta sinistra ha governato Muggia per non aver messo le fognature? Cioè, si pensa che veramente la destra abbia la bacchetta magica. Mi ricordo, e dico ancora questo, poi ho finito, che c'era Nesladek, sindaco di Muggia, e io ho telefonato per far rilevare che l'unica, c'era la Goletta Verde, mi sembra, no? Che faceva i prelievi d'acqua. L'unico posto dove c'era l'inquinamento era proprio vicino al Caliterna, dove usciva il Fugnan. Adesso io dico, il Fugnan, ma mio marito che lavorava alle fognature e anche all'USL e veniva spesso a Muggia, nel Fugnan si scaricava tutto. Sa che cosa mi ha detto Nesladek? Che costava troppo, non si poteva fare. Allora, veramente siamo il contrario, il contrario di tutto. Io non riesco a capire, e non riesco a capire soprattutto le persone che ascoltano e non hanno memoria. Chi non ha memoria sbaglia sempre. Grazie. Grazie Nivea. Grazie. Le lascio a lei la risposta, anche perché io non ho niente da dire a riguardo. Cioè, privatizzazioni da parte nostra, non ne vedo, nel senso che non so a cosa si potesse riferire la signora Nivea, cioè Muggia, privatizzazioni. Forse il concetto del partenariato pubblico-privato può essere una parziale privatizzazione di qualcosa, no? Sì e no, perché come ho detto prima comunque diventa proprietà del comune, quindi il discorso Triestina esula dal discorso privatizzazione. Poi partiamo che il terreno è loro, quindi ecco, potrebbe essere l'area sosta camper, che abbiamo intenzione anzi è già quasi in essere, però è un'area demaniale dove sappiamo tutti che è un'area che va riqualificata, c'è fame di questi. Cioè, stiamo diventando un posto molto turistico, quindi offrire un'area sosta camper vicino a un parco pubblico, credo è vicino Muggia, raggiungibile anche in 2 passi o con la bicicletta, credo sia doveroso. In questo momento ricordo anni fa che era un accampamento praticamente, l'estate c'era gente che lasciava addirittura fissi là, roulotte, camper vecchi, andavano lì a passarsi l'estate. Quindi volete gratis. regolarizzare tutto, insomma. Assolutamente sì, cioè Muggia pian piano la stiamo trasformando in decorosa. E cos'è la prima cosa quando arrivi in un posto? È l'atrio, diciamo, no? L'ingresso. L'ingresso di Muggia pian piano finalmente siamo riusciti a sbloccare quella questione rotonda, già molto meglio di quello che era una giungla incolta, e pian piano, step by step, il parco stiamo espropriando quel pezzettino che era recintato per far sì di fare un ingresso sicuro al parco, perché in questo momento devi far gincane, uscire, ciclabile, attraversamento, marciapiede stretto, cioè, oltretutto è molto usato da persone disabili perché è di facile accesso, quindi creare un ingresso direttamente dal parcheggio credo sia cosa buona e giusta, quindi l'esproprio va a giustificare anche questo intervento, diventa un tutt'uno, c'era solo sto recintino in mezzo. Credo che la riqualificazione del tutto, non dimentichiamoci che una mia desiderata è una parte tornare a far completamente per i cani,
con la spiaggia e tutto. Sempre lì comunque. Sì. Assolutamente. Cioè, l'ampliamento. Quello che una volta era Fido Lido, che era tutto. Sì, ecco. sì. Il problema è che quando fai un'area per i cani deve essere cintata a rigor di logica, non per lasciare i cani liberi, ma bensì per essere in sicurezza, perché un cane ti scivola, soprattutto se li liberi per andare al mare, ovviamente. Se tu vedi cosa è successo anche là, con l'ultima spiaggia, che alla fine hanno recintato e chiuso con un cancello, perché il cane è un attimo una distrazione. Chiaro, poi, ti sfugge, sì, certo. Può succedere, quindi la sicurezza prima di tutto. Poi comunque passano biciclette, perché c'è la ciclabile, cani sono attratti, si sa quanti cani vanno, corrono dietro le biciclette, oppure un attimo che ti arrivi in strada, non solo per la bestia in sé, ma perché può andare addosso un motociclista, creare incidenti anche gravi, è molto trafficata la strada, quindi prima di tutto la recinzione, e per quello ci vogliono ovviamente fondi. Con calma, se non ce la faremo questo anno, speriamo di riuscire a fare ancora un mandato per portare a termine, ho ancora un po' di cose nel cassetto. È ottimista anche su questo? Ma io sempre, ottimista, insomma. L'aria che tira è positiva, secondo lei, a Muggia per il centrodestra? Ma credo proprio di sì. Riprova ne è stata che forse nel referendum si è avuto un po' di termometro lì, è stato l'unico comune dove sì, ha vinto a mani larghe, quindi insomma non è che è la misura, per l'amor del cielo, però la misura sta nel fatto che onestamente riceviamo molti complimenti. I disagi ci sono, non sono creati da noi. Fugnan sta creando veramente, i lavori del Fugnan stanno creando veramente tanti disagi, è capibile. Ma non può essere quello un modo però per in qualche modo, scusate la ripetizione, incattivire l'elettorato che dice troppi disagi, non va bene, no? Al netto che le cose si debbano fare, e su quello io sono d'accordo con lei, cioè è inutile lamentarsi se ogni intervento comporta un disagio, che quando uno ristruttura casa non è che ha piacere di avere teli per terra, scotch cartone, il battiscopo, però se devi farlo devi fare, magari il momento giusto, il momento sbagliato, il momento in cui le risorse ci sono, non ci sono. Se però vuoi migliorare devi creare un minimo di disagio. Molti dicono, adesso anche a Trieste, fanno le strade perché così si presentano alle elezioni con le strade fatte, abbiamo fatto. Il Fugnan sarà comunque è un cantiere importante, impegnativo, no? Che può creare il malumore e può sicuramente porterà dei benefici. Non tutti però sono di questo avviso, cioè non tutti riescono a cogliere il fatto che il disagio mi porta oggi un disagio, domani un beneficio, e chi invece si ferma al disagio e dice questa giunta mi ha creato un disagio e quindi voto qualcun altro, no? Cioè le idee sono tante in merito, no? E Fugnan è un lavoro che non poteva essere rinviato per nessun motivo, anche perché le indagini che sono state fatte hanno tirato fuori cose inenarrabili, cioè praticamente era solo l'asfalto che teneva su in certi punti. Sì. Fatto si è che si è creato il cratere in via Tonello e da lì ci si sono alzate le antenne, ho detto Dio, e quindi dalle indagini fatte, anzi la velocità con cui abbiamo trovato i fondi penso che è da apprezzare, la velocità con la quale si sta mettendo in campo questo grossissimo intervento. Disagi ci sono, purtroppo, benefici che
poteva scapparci il morto, tutto qua, non è che uno dice abbiamo fatto il Fugnan, si vede che non è un'opera visibile, sì, ma improcrastinabile, non più rinviabile. Ma assolutamente. Questo è stato detto più volte anche dal sindaco. Quindi... Abbiamo una telefonata, andiamo a sentirla, poi dobbiamo anche andare in pubblicità prima o poi. Buongiorno. Buongiorno, io volevo fare una segnalazione. Sulla rotonda di Montedoro, che già sarà segnalato da più persone, ci sono dei cartelli messi per moderare la velocità, ma ci sono dei tombini che molto pericolosi, col scooter o con la macchina vai dentro e fai danno. Ecco, è già stato fatto varie segnalazioni, in 2 settimane non sono stati buoni di fare delle riparazioni, ecco questo. E dopo già che la consigliera là parlava di Muggia, dei lavori che vengono fatti là, però là non ci lavora nessuno, perché io passo varie volte per quel posto lì ma non ci sono operai. Io ho capito che è caldo, che tutte queste temperature, ma la mattina quando passi alle 8, 8 e mezza, 9 non c'è un operaio che lavora. Al Fugnan? Sì, Fugnan, giusto, quello lì. Proprio non c'è nessuno, o ci sono 2 operai. Ho capito che tirano per le lunghe perché non possono essere fatti veloci i lavori, perché sennò gli appalti sappiamo come che funziona. Va bene? Grazie, buona giornata. Buongiorno a lei. Allora, prima della pubblicità rispondiamo, assessore. Montedoro, rotonda, tombini, sapeva già? Sì, siamo ovviamente al corrente e lo sta seguendo il sindaco questa cosa, ovviamente. È presa in carico, insomma. No, è presa in carico, non è nostro, ma ci siamo mossi per far sì di incastrare varie cose. L'intervento dovrebbe essere già, diciamo, attenzionato. Assolutamente sì. Per il Fugnan, che dice l'esploratore che non vede nessuno. Insomma, io trovo assurdo che appalti come funzionano, lungaggini, i lavori sono lunghi perché sono lavori importanti, non è che rifare le volte sia un gioco da ragazzi, non è cambiare delle piastrelle a casa, insomma, certo. Non lo so, il numero di operai probabilmente è dato dal tipo di lavoro che c'è da fare. Consideriamo anche che con le temperature che ci sono, sappiamo che la legge non permette in certi orari, però io vedo che stanno andando avanti velocemente con le tempistiche dovute. Purtroppo, torno a dire, i disagi ci sono, i disagi ci saranno, perché purtroppo abbiamo, si sa, 7 lotti da fare, non si poteva farne a meno, era impossibile. Ok, molto chiaro. Dobbiamo andare in pubblicità, l'ultima, poi torniamo fino alle 10:15. Bene, riprendiamo ancora questa mezz'ora di trasmissione con l'assessore di Muggia allo sport e all'associazionismo, Alessandra Orlando. Parliamo di interventi sullo sport, cioè con l'avanzo di bilancio come si riusciranno a utilizzare determinati fondi in ambito sportivo, infrastrutture, ammodernamenti, ristrutturazioni, iniziative. Qual è, diciamo, la previsione su questo utilizzo delle risorse? L'avanzo l'abbiamo già approvato nell'ultimo consiglio, quindi sono numeri ormai noti, diciamola così. Oltre agli interventi che devono essere finiti, quindi comincerà, perché i soldi li avevamo già con una concertazione con la regione, la pista di atletica, quindi si è andati in gara, dovrebbe essere conclusa, non so ancora nulla, ma diciamo che a breve dovrebbero partire i lavori della pista di atletica, sto parlando che sono 770.000, e deve
essere cambiato la copertura del Palacop, dove c'è lo judo che lo gestisce la società di judo, e fatto sì perché avevano dei grossi, non spandimenti, ma c'erano delle condense, perché il telone, a parte vetusto, singolo, eccetera, è stata presa un altro tipo di copertura con una camera d'aria in mezzo, ad aria, proprio con una macchina che tiene questa come se bolla d'aria in mezzo. Tiene gonfia, insomma. Tiene gonfio in modo da far sì che l'umidità non penetri. E in più, essendo le volte molto alte, si è fatto fare dei teloni che tipo controsoffitto, che tengano abbassato, in modo che eliminiamo le condense, abbassiamo così le temperature interne del riscaldamento, saranno superiori, senz'altro, e tornare anche lì abbiamo messo mano nelle cose, diciamo, urgenti. Prossima volta spogliatoi e altre cose che ho in mente, sempre i desiderata del prossimo mandato. E in più invece facciamo un intervento molto importante sul palazzetto, dove è una vita che ci sono degli spandimenti nella parte fronte verso il mare, diciamo, quella parte lì. Sono degli spandimenti perché ormai le gorne sono vetuste, e in più si sono create delle vene. Un lavoro fatto un po' così, provato a far toppe su toppe, dura come il gatto in tangenziale. Dopo un po' ripiove dentro, ma quando arrivano quelle bombe d'acqua, le piogge dentro hanno mangiato tutto. Addirittura hanno dovuto smantellare completamente tutto uno spogliatoio per tanta umidità, ormai era tutto andato, quindi da rifare. Quindi il grosso intervento sarà sia sulla facciata, ma definitivo, per cui dovrebbero essere impegnati circa 120.000 euro da rifare completamente con un altro sistema praticamente. In più un intervento grosso sull'impianto di riscaldamento, dopo eravamo già intervenuti in una parte, interveniamo nell'altra, perché quando viene accesa la sala centrale mangia praticamente il calore nelle altre zone, quindi là c'è da dare in raddoppio il sistema di areazione, la facciata antestante, che anche lì solo la cupoletta che è brutta brutto da vedere, una risistemazione insomma, anche dell'esterno, che sia un attimino più gradevole. In più lo Zaccaria, lo stadio dove stiamo impegnando altri 180.000 euro per finalmente cambiare i LED, mettiamo LED al posto delle luci. Viene abbattuto il palo centrale, quello della tribuna, che rompeva solo... Era di intrigo, Assolutamente sì. No, presente. Sì. E erano già nei lavori che erano stati fatti e sono già state predisposte le canaliette praticamente, devono essere cambiati tutti i cavi, cambiate le lampade praticamente, e dopo sarà anche da illuminare la pista di atletica. Insomma, tutto lavori molto importanti per riuscire che sia una cosa definitiva. Abbiamo trovato nel palazzetto, mi sono dimenticata, sono anche, adesso non mi ricordo la cifra esatta, comunque dobbiamo mettere tutte le luci d'emergenza, perché bisogna completare praticamente la scia. Insomma, tante cose messe a mano. Io, facendo i conti, io credo che in 4 anni, quasi 5, perché ottobre saranno 5, in questo mandato siamo riusciti a mettere sugli impianti e sullo sport, tra concertazione. Non dimentichiamo che abbiamo i 500.000
del corrente per il rifacimento del campo, alle quali con l'avanzo abbiamo aggiunto i 200.000 che mancavano. Quindi il campo 11. Campo 11 del corrente. Quello a 5 là accanto è a posto, quello piccolino. Quello piccolino è a Sì, posto. sì. Loro hanno ricevuto un contributo, hanno fatto degli spogliatoi nuovi, hanno fatto l'area nuova di ristorazione. Sì. Allo Zaccaria adesso imminentemente avremo l'inaugurazione degli spogliatoi, dei bagni e del bar, e faremo tutto insieme anche il bocciodromo che abbiamo fatto anche per metterlo a disposizione delle scuole. Quindi contenta? Sì, perché siamo dai 3 milioni e mezzo oltre messi su impianti sportivi, credo che... Ma ci sono anche risorse impiegate per quanto riguarda gli sport nautici, i vari circoli della vela, che ne so, insomma, visto che comunque si è sul mare, si ha un'attenzione anche sugli sport di mare. Cioè, non so se ci sono stati interventi a riguardo. Le due società più grosse, che è il Circolo della Vela e l'Apulino, le loro sedi sono di proprietà privata, quindi sono loro che investono, chiedono contributi e gestiscono, e quindi sono loro ad intervenire. Noi continuiamo con la concessione, la boa della lifeguard, che nuota in acque aperte, e con loro, ecco, posso dire una cosa, siccome c'è sempre qui a Trieste tanta carenza di bagnini, perché mancano proprio scuole di formazione, forse abbiamo trovato la quadra e a breve stiamo cercando una collaborazione di vedere assieme di creare proprio dei corsi di formazione, quindi ragazzi, antenne su che a breve vi daremo le info. Allora, leggo un paio di mail, una dice: Muggia turistica, mancano sempre i VC, la recinzione all'ex Fidolido, ma sono argomenti trattati più volte e sembrano difficili, troppo difficili da affrontare. Poi, per quanto riguarda il Fugnan, lavorano anche ora di pranzo con temperature veramente molto alte, ho visto tutto personalmente. Anch'io mi sono chiesta qual è la temperatura massima permessa per lavorare in strada sotto il sole. Sì, ci sono dei vademecum nazionali e anche regionali sull'orario di lavoro con temperature molto alte. Adesso non so dirvi di preciso quali siano, ma si trovano facilmente online. Insomma, chi ci scrive comunque ravvisa di aver notato lavori in corso, quindi anche un po' riprova di quello che si diceva prima con l'assessore, che il lavoro c'è. Per quanto riguarda invece la recinzione dell'ex Fidolido, argomenti trattati sembrano difficili da affrontare. Ho detto prima che è un mio desiderata e fortemente lo desidero, perché era uno dei miei obiettivi. Purtroppo una legge regionale impedisce determinati tipi di recinzione, quindi bisogna vedere se ci concedono, essendo un'area dedicata ai cani, la possibilità comunque di fare, perché deve avere una determinata altezza e deve essere in rete, non deve essere superabile, quindi vediamo, e in più non costa poco recintare tutta quella zona, quindi mi sto dando da fare, riuscirò, sono sicura, perché tanto, come ti ho detto prima, sai, sono ottimista, ce la possiamo fare. Purtroppo burocrazia e leggi eccetera un po' bisogna riuscire a conviverci e a fare un po' di braccio di ferro. Bene questo Muggia 1967, cosa dice? Io dico di sì, io dico di sì. Se si tiene anche Ciriello, io ci spero veramente molto, perché a me piace tantissimo, la squadra è ben costruita. Non dimentichiamoci che quest'anno
saranno obbligatori 2-2007 sempre in campo, quindi per l'eccellenza sarà la caccia spietata ai 2007, però sono contenta da un lato approvo perché si dà spazio ai giovani, certo. Da un lato è un po' uno sforzare, cioè effettivamente in teoria un giovane bravo dovrebbe emergere, ma ahimè secondo me, come ho detto anche l'ultima volta che ero qui, è calcio ad essere malato, è calcio ad essere molto malato, quindi nascono già con il procuratore vicino alla culla, a 16-17 anni sono già arrivati, non hanno da imparare nulla, forse manca un po' di calcio di strada, quando andavamo e tornavamo a casa le buscavamo anche perché tornavamo tutti grattati con le ginocchia rotte, ci urlavano vieni a casa che è pronto dalle finestre. Però come si fa a tornare a questa mentalità? Non si è può possibile, più, no, non si può più. Viviamo in una... Sì. No, sono d'accordo. Creando gli spazi nelle città, creando gli più spazi possibili perché i ragazzi possano andare a giocare, che non riesci... Cioè, una volta io andavo alle elementari, quindi avevo 7-8 anni, da sola, dal viale 20 settembre andavo su alle Lanciere della Carità in via Ginnastica Alta, ti ricordi dove erano? Eccolo. Da sola andavo e tornavo. Non è possibile, a parte che sono diventati anche pigri, ma non è possibile perché le strade non sono più sicure. E qua non voglio aprire argomento. Me l'ha lanciato però, l'ho lanciato, però su questo io sono durissima. Ah sì? Cioè, sì. Per lei la linea dovrebbe essere più dura di quella attuale? Sì. Ma vale a Muggia come vale dappertutto? Dappertutto, senza ombra di dubbio. Quindi si sta facendo poco. Si sta facendo quello forse perché non che si viene può. lasciato fare, è diverso. Okay. Però ecco, le leggi le si cambiano in Parlamento, quindi di base se c'è una maggioranza che può farlo, perché no? O no? Sì, però le leggi dopo devono anche essere applicate. Vero, questo è vero. E mi taccio. Va bene, non solo Muggia, c'è anche non solo il campo del Muggia, dicevamo prima, lo Zaccaria, c'è anche il Corrente, ha già dato un po' il quadro della situazione, di come anche lì si stia investendo sulle strutture, sull'illuminazione, sul campo, il manto erboso. Ci sono spazi a Muggia da poter impiegare per creare nuove zone pubbliche per attività sportiva, indifferente quale, non solo calcio, anche magari basket, pallavolo, anche pattinaggio? C'è la possibilità, secondo lei, di creare qualcosa di nuovo a Muggia? Sì. E anche lì c'è un qualcosa che bolle in pentola. Però mi sta dando sempre tanti forse, sai, io ho bisogno di qualche notizia qua dentro, perché sennò che cosa ci sto a fare? Il posto c'è, è nostro, diciamo. Ok, luogo comunale. Sì, c'è un'idea che è oltretutto zona adibita a impianti sportivi, quindi, e ci sono delle società interessate che stanno vedendo di attivarsi, proprio potremmo fare un partenariato pubblico-privato. Ok. Sempre tanti soldi ci vogliono. Certo, come adesso a fine luglio verrà inaugurato l'area sportiva del Portovecchio, no? Quello sarà già un ulteriore incentivo a poter avere uno sfogo sano a poca distanza dalla città, in un bel contesto, quello comunque vicino al mare, libero, per quanto mi pare di aver capito, per lo più alla fruizione pubblica. I campi da basket, per fare un esempio, non saranno chiusi o a pagamento. Un discorso diverso sarà probabilmente per il tennis, per il padel, ma lì il gioco forza bisognerà avere un'attenzione e una manutenzione diversa. Quanto pesa per un comune, secondo lei, poter investire su aree di questo tipo? Cioè,
per quanto, come diceva lei prima, alla Triestina facciamo dei campi e delle palazzine, non stiamo costruendo grattacieli, no? Dietro a Montedoro. Anche in un territorio come Muggia, poter creare un'area adibita a campi sportivi, che non vai neanche lì a costruire palazzi, eccetera, è comunque burocraticamente, economicamente un impegno. Ci vogliono anni per poterci arrivare? Purtroppo sì, perché terreno, progettualità, tutto quanto è autorizzazioni, tanti soldi. Sì, nonostante non si vada a costruire i prezzi sono l'Empire State Building, comunque anche per fare un campo, i prezzi sono andati a veramente materie alle stelle, però insomma, torno a dire, secondo me più spazi dai ai giovani, più. Un'altra cosa, si sta lavorando per creare questo centro giovanile a Muggia, vicino, ex Giardino Europa, Giardino Cosina, vicino al campo di basket, che anche lì avevamo partecipato a un bando, anche lì sarà da eventualmente prossima volta da mettere mano, da riqualificarlo, creare così un multisport magari in qualche maniera, proprio per dar più spazio con il centro vicino, insomma, creare questo posto per i più giovani, che però devono mollare quei cavoli di telefonini e muoverli a ciapez, come si dice, perché sono diventati, secondo me, molto pigri. Ma già una volta eravamo più attivi, più dinamici. È una distrazione che purtroppo veicola, no? Molto. Troppo. Sì. Bonolis ha detto una cosa saggia. Quella dei 16 anni? Che purtroppo ormai viviamo in una realtà virtuale, non siamo più nella realtà. Io ho molto apprezzato questo detto di Bonolis. Sì. Sarebbe da poter, magari raffronteremo un giorno qualche trasmissione, anche questa, con qualche esperto in materia, della sociologia, della psicologia, della pedagogia, non lo so, però è interessante perché poi e bene o male condiziona, cioè un po' dovunque, ecco. Noi compresi, Sì, noi siamo i primi che diamo esci di casa un esempio sbagliato, forse. Oddio, no? Ho dimenticato il telefonino a casa, non è pensabile, si torna indietro. Oddio, come faccio oggi se no? Cioè, una volta, quando mai, si andava a bussare le porte, ci si arrangiava. Ho vissuto anch'io. Posso fare un appello? Prego. Devo fare un appello a tutti i proprietari di cani per raccomandare, perché con queste temperature il colpo di calore per i cani è ad altissimo rischio, e cercate di evitare assolutamente di portare i cani fuori ma ormai non è diventato più nelle ore centrali, ma soprattutto nelle ore centrali. Ricordatevi che l'asfalto ha una temperatura, provate a mettervi a quattro zampe e respirare l'aria che arriva su, sono dei gradi inenarrabili, i cuscinetti dei cani si ustionano, il colpo di calore alle porte, quindi vi prego, tutti i proprietari di cani, se non proprio necessario, lasciate i vostri cani al fresco, evitate di portarli al mare, in posti oltretutto soleggiati, che anche se mettete un ombrellone o stanno sotto la vostra brandina, i gradi per loro sono insopportabili. Ricordo che i cani non sudano e respirano con la bocca, quindi tot gradi entrano, il colpo di calore, insisto, è dietro l'angolo. Scusate questo mio. Mi tocca una curiosità sempre riguardo agli animali, perché a Trieste mi ricordo che ci sono stati dei punti di vista differenti su questa materia della gestione dell'animale nella pubblica strada, insomma, no? C'è chi è d'accordo con portarsi la bottiglietta per diluire la pipì, c'è chi invece dice no, perché non si fa altro che allargare la chiazza, permettetemi di essere molto schietto, molto rapido nel farlo capire. Lei cosa crede? Io sono nel secondo pensiero, da un lato, ok, anche perché effettivamente, però
siamo Però sempre là, il problema non sono i cani, il problema sono le persone. Sì, no, io infatti parlavo di gestione, no? Ok, Chiaro. se io esco di casa e sto in centro storico e ho un maschio, o un cane maschio, questi mi girano con sti guinzagli tipo aquilone, ogni angolo è suo e segna tutto il territorio. Automaticamente ogni maschio che passa rifà sopra, quindi puoi immaginare, si impregna, puzza, puoi buttare quanta acqua vuoi, non serve assolutamente niente, senz'altro diluisce, quello sicuro, proprio per evitare che resti concentrato. Ecco, questo può servire la bottiglia, è diversa cosa per le femmine, però non dovresti girare con una bottiglietta, dovresti girare con il secchio. Allora dico, 3 passi siete fuori dal centro, primo albero possibile o primo, i cani fanno bisogni, non ci sono problemi. Lei ha la delega anche all'associazionismo. Sì. Prima parlava degli Amici del Cuore, però insomma sono diverse le associazioni che si spendono nel territorio, anche con gli animali, no? Come le iniziative che avete fatto nel Riosto. Sì, è che quella la ripetiamo la prima domenica di settembre, allargheremo un po' anche perché stiamo cercando di coinvolgere anche la casa di riposo, quindi dedicandoci anche a quel tipo di fragilità, è in work in progress, quindi ci stiamo lavorando, la data ce l'abbiamo già. In caso di maltempo abbiamo il ripiglio, abbiamo ripiglio. Ah, ok. Sì, sì. Ma anche qua non me le storcerai. No, niente, ormai ho capito che sto parlando con una cassaforte. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Sì, c'è un'informazione, un'opinione sul discorso dei cani, no? Sì. Allora, a me non riesco a capire perché i cani non possono andare in acqua, anche perché da quel che mi so, essendo animalista, i cani non fa pipì in acqua come l'essere umano, quindi non è che sporca, diciamo, ecco, lui deve l'alberetto, una zappa sul territorio, che in acqua non può farsi. In più non puoi farsi neanche una doccia. Ho visto sul lungomare che guai fare una doccetta a sti cani. Dico, mi vedo gente che è molto più sporca del can, che si lava sotto la doccia, no? E queste povere bestie non può andare in acqua, non può farsi la doccetta. Cioè, è un'assurdità. Quando l'essere umano è molto più sporco e quando va in acqua, ripeto, tutti quanti fanno la pipì. Grazie, salve. Grazie. Cosa ne pensa? Sarei anche d'accordo, nel senso che purtroppo c'è anche il limite del rispetto, ci sono persone che possono avere anche paura dei cani e sappiamo che nelle zone di balneazione, nelle ore diciamo di balneazione, quindi dalle 8 di mattina mi sembra alle 8 di sera, i cani nelle spiagge pubbliche non ci possono andare, ci sono le spiagge dedicate, vedi comunque ex Fidolido c'è la possibilità. Anche l'ultima parte di Lazzaretto ho visto tante persone e io se sto camminando sul lungomare col mio cane che vedo che ha caldato, lo metto sotto la doccia tranquillamente, lascio che mi brontoli, non mi interesserebbe niente. Sono d'accordo col signore, non è che non si possono mettere in acqua perché fanno pipì o sporcano. No, chiaro. I peli, sì, perdono i peli. Infatti volevo dire quello. Però ci sono anche, non solo persone che hanno paura, ci sono anche persone allergiche. Quindi magari se uno è al mare e non va a ex Fidolido, Parco Ospo, perché sa che è una zona dedicata ai cani. Invece magari sul lungomare sa che lì al massimo possono passare, diciamo, no? Ecco, questa è la differenza. Io sono per vivi e lascia vivere, però le regole devono essere rispettate. Sono dalla parte degli animali e dei cani soprattutto, però purtroppo consideriamo anche che c'è tanta gente anche che ha cani che è maleducata e che frequentavo Lazzaretto perché ci lavoravo lì al campeggio, cioè arrivavano in spiaggia e lasciavano sporcare i cani e non raccoglievano. Insomma, questo è intollerabile. Sono salate come le per multe? strada è intollerabile. Sono salate le multe di multe? Sì, abbiamo beccato
abbiamo beccato anche gente con le telecamere, ha pagato, penso che quella persona ha imparato e non... Ma ci sono ancora situazioni di questo tipo? Ma poco, ma più in posti più fuori, in centro per fortuna sono rare. Quindi l'effetto, diciamo, di deterrenza ha funzionato in qualche maniera. Perché molto spesso non basta il richiamo all'educazione, devi mettere mano al portafoglio. Sì, cioè, per me è impensabile uscire e lasciare sporcare il cane e lasciarli lì. Cioè ci sono tanti metodi per, anche se uno dice sono anziano, sono quei bastoni che hanno i sacchetti, cioè, non ci sono scuse. Non ci sono scuse, assolutamente. Infatti fra le deleghe dell'assessore Orlando c'è anche quella della gestione degli animali, no? Con soprattutto un'attenzione ai cani, ai gatti. Anche in questo caso avete progetti, non mi dirà niente anche qui probabilmente, avete progetti o iniziative che possono riguardare, a parte le aree, no? Anche qualcosa che coinvolga le associazioni su eventuali iniziative simili a quella dell'Ospo? Cioè connubio fra, diceva lei, case di riposo, le persone fragili e gli animali. Sì, con le associazioni, magari qualcosa con le scuole, con i esatto. cani salvataggio, ci sono tante possibilità. Sono fatti già degli eventi, anche sono state fatte anche a boa dimostrazioni tramite proprio lifeguard che fanno venire i cani di salvamento. E appena avremo la possibilità e la zona adatta, senz'altro avremo la possibilità di fare tante più iniziative con i nostri amici a quattro zampe. I gatti si sa che dovranno essere microchippati, quindi mi hanno fatto un'anagrafe anche dei gatti e sono contenta, insomma, per tutto un insieme di cose e altre, senz'altro, da individuare altre zone sgambamento per farsi in giro per Muggia. Centro era impossibile, l'unico. Una mail dice: volevo sapere se riguardo i lavori del torrente Fugnani è previsto anche qualche intervento per disinquinare finalmente lo scarico a mare, essendo il punto più inquinato del Golfo di Trieste, anche se quest'anno non è stato neanche menzionato da Goletta Verde. Anche lì è un bel lavorone. Ma no? credo che sia stata fatta una grossa pulizia lì, perché sono stati raccolti, diciamo, scavato tutti i sedimenti che c'erano, quindi spero, insomma, e che devi partire da monte, che arrivi giù, puoi pulire quanto vuoi, ma se a monte già parte inquinato. Sì, questo l'aveva detto anche il sindaco, cioè si può fare un intervento sul fondale che si è impregnato, giocoforza, di inquinanti, ma tutto sta a monte, perché se io pulisco e dopo però da su mi arriva di nuovo ciò che inquina, il mio intervento è vanificato in qualche maniera. Oltretutto aiuta, perché aiuta ovviamente, te la botta per un po', ma ho paura che se non si risolve a monte, dopo un po' sei a K15, insomma. Bene, allora ci possiamo aspettare qualche novità della Triestina a breve, no? Mi pare di aver capito. Ovvio. Ecco, il direttore sportivo, per dire. Il direttore sportivo credo che ormai sia il segreto di Pulcinella, sarà Dellicarri. Quello che non vedo l'ora di sapere allenatore, vice, giocatori. Io ho sentito un nome dell'allenatore, non so se lei ha sentito lo stesso, un ex Alabardato. Potrebbe. Le piacerebbe quel nome? Ma ci sta. Io ti ho detto che ho un desiderato e non voglio... No, non è niente, l'assessore non si sbottona mai. Sul primo e secondo, io vedrei un connubio perfetto e sarebbe proprio perfetto. Un buon modo per affrontare la Serie D. Secondo me è perfetto, ma ahimè non sarò io a decidere. No, certo, neanche io. Bene, grazie, dobbiamo chiudere. Grazie all'assessore Orlando, buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi e buona giornata a tutti quanti. Calda giornata a tutti, arrivederci e ci vediamo con Sveglia Trieste domani mattina. Ci sarà Laura Buccarella, buona giornata, arrivederci.